Telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali che anche quest'oggi vi terrà compagnia sino alle 14:30 con le notizie della giornata e gli approfondimenti come di consueto. Ma cominciamo subito con la cronaca perché abbiamo una notizia tragica che ci arriva da Conegliano, dove un pirata della strada ieri sera ha investito una donna incinta che stava aspettando l'autobus sotto una pensilina. Appunto per fornirci tutti i dettagli su questo fatto di cronaca abbiamo in collegamento il collega Cristian Arboit da Conegliano. Buongiorno Cristian. Sì, buongiorno Marta, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Mi trovo proprio sul luogo dell'incidente, siamo in via Einaudi all'altezza del Civico 21. Questa è la pensilina, te la mostro subito Marta, perché ovviamente le immagini valgono più di 1000 parole. Adesso se riesco, ecco qua, questa è la pensilina della fermata numero 40 della MOM in via Einaudi a Conegliano. Come vedi è stata travolta da questa macchina che è come impazzita, perché di fatto questo è stato, ha travolto tutto quello che si è trovato di fronte, compresa questa ragazza di 28 anni incinta che appunto è fuori pericolo di vita, questo va detto, ma è rimasta gravemente ferita al ginocchio. Quello che è peggio è che ovviamente in grembo ha un bambino e su questo bambino si stanno concentrando le preoccupazioni di queste ore. È stata sottoposta, questo te lo posso dare per certo, a degli esami ginecologici, ostetrici per capire lo stato di salute del feto. Diciamo che ieri sera c'era tanta preoccupazione. La dinamica, la macchina arrivava da questo senso sostanzialmente. Ecco, qui le vedi, l'uomo alla guida, un 41enne albanese residente a Vittorio Veneto, ha perso il controllo e ha travolto la pensilina. Lo dico, insomma, quest'uomo, questo 41enne, era sprovvisto di patente, gli era stata ritirata un anno fa perché aveva causato un incidente grave in cui erano rimaste ferite anche delle persone. In quell'occasione era risultato positivo all'alcol test e gli era stata ritirata la patente di guida. Questo però non lo ha, diciamo così, non lo ha portato a più miti consigli e ieri sera guidava nonostante tutto e nonostante il divieto. Non solo, guidava anche sotto effetto di droga, perché poi ieri sera, una volta al pronto soccorso, una volta in ospedale, è stato fatto il test e a quanto pare era strafatto di cocaina, questo al di là di ogni ragionevole dubbio. E diciamo poi che lui ha tentato anche di darsi alla fuga dopo l'investimento, ha portato la macchina in una carrozzeria di Susegana, quindi ha avuto in qualche modo la lucidità per farlo, ma poi appunto è stato raggiunto nella tarda serata dalla polizia locale di Conegliano, guidata dal comandante Claudio Mallamace, che fra poco appunto incontrerò per ricostruire la dinamica nella sua interezza. Ho già parlato con alcuni residenti della zona che sono arrabbiati Marta, non c'è altro sentimento per descrivere l'umore delle persone, perché appunto, lo ripeto, era senza patente e soprattutto era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. La donna si è salvata per miracolo, avete visto insomma le immagini, questa pensilina completamente distrutta, e appunto in queste ore si prega per questo bambino sostanzialmente e c'è preoccupazione appunto sullo stato di salute. Al momento non ho aggiornamenti
dell'ultimo minuto da parte dell'ULSS. Li ho chiesti poco fa, vediamo appunto se in giornata ne sapremo di più. Grazie, allora Cristian, io ti ringrazio davvero, naturalmente facciamo tutti il tifo per questa mamma e per il bimbo che porta in grembo affinché tutto possa risolversi per il meglio. Per quanto riguarda l'investitore, naturalmente la giustizia farà il suo corso e vi aggiorneremo ovviamente nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie allora Cristian Arboit da Conegliano per questo collegamento, buon lavoro. Buon lavoro. Ora noi cambiamo argomento, torniamo a parlare della epidemia, della pandemia che purtroppo sembra stare rialzando la testa anche nella nostra regione. Abbiamo in collegamento, e la ringrazio per essere con noi, la dottoressa Francesca Ciarolo, direttore sanitario dell'ULSS 4 del Veneto Orientale. Buongiorno, buongiorno dottoressa, grazie per essere con noi, buona giornata. Allora c'è un po' di preoccupazione, no, per questi ultimi dati relativi all'andamento dell'epidemia da coronavirus anche nel nostro territorio. Ieri in particolare c'è stato questo consistente balzo in avanti nel Veneto con 700 erotti contagi. Fortunatamente la situazione, diciamo, ospedaliera sembra essere ancora sotto controllo. Nell'area di vostra competenza, nel territorio dell'ULSS 4, dottoressa, la situazione com'è? Allora, sì, buongiorno intanto e grazie. La situazione nel territorio della nostra azienda, che segue una popolazione di circa 228.000 abitanti, al momento sul fronte dei contagi sembra abbastanza tranquilla. Sono già 2 settimane che noi registriamo un numero di contagi che oscilla di nuovi casi dai 15 ai 30 al giorno, e negli ultimi giorni non abbiamo effettivamente registrato un aumento dei casi in analogia invece alla situazione che abbiamo osservato ieri. Ovviamente però l'allerta, l'attenzione è massima perché ci possiamo aspettare anche nel nostro caso un aumento dei contagi. Questo ultimo fenomeno sembra essere messo in relazione con le recenti festività. Un po' più di allarme lo abbiamo registrato sulle scuole e dal punto di vista invece dei ricoveri ospedalieri, da fine settembre in questa azienda, all'ospedale di Jesolo, è stato riattivato un modulo per il ricovero di pazienti Covid e ad oggi effettivamente abbiamo 10 pazienti ricoverati, 8 in area medica, malattie infettive dell'ospedale di Jesolo, e 2 in terapia intensiva. E quindi questo fenomeno, diciamo, è più preoccupante rispetto invece ai giorni scorsi, all'ultimo mese, nel quale la media dei pazienti ricoverati era inferiore. Ecco, quindi si comincia insomma a vedere un po' anche negli ospedali questo impatto di quella che qualcuno sta già cominciando a chiamare quarta ondata. In altri paesi del nostro continente, in altri paesi europei è già arrivata con dei numeri anche consistenti, oltre ai paesi dell'est dei quali insomma sappiamo già da quest'estate. Negli ultimi giorni proprio anche in Germania, in Francia, in Austria, insomma si sta registrando questo incremento di contagi. In questo senso, dottoressa, il vostro appello alla popolazione qual è relativamente anche alle percentuali di vaccinati che si hanno nei territori? Allora, intanto dobbiamo dire che noi abbiamo registrato in regione e anche nel territorio della nostra azienda un elevatissimo tasso di copertura vaccinale. Siamo ad oggi all'84% di copertura. Ovviamente è partita la campagna per le terze dosi, che sono destinate ad alcune categorie della popolazione, i soggetti fragili, i soggetti al di sopra dei 60 anni, gli operatori sanitari e tutto il personale, gli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali o centri servizi. Da questo punto di vista l'appello è veramente quello di rivolgersi ai nostri centri vaccinali, qualora appunto appartenenti a queste categorie. L'accesso è libero
e sicuramente la terza dose rafforza la risposta immunitaria ed è sicura, abbiamo visto che è sicura. Quindi sicuramente nel nostro caso l'elevata copertura della popolazione sta permettendo una situazione dei contagi ancora assolutamente sotto controllo. È importante da dire questo, che sappiamo che la vaccinazione controlla la circolazione del virus, l'infezione può essere contratta, ma in una percentuale assai minore di casi, e sono evidentissime le situazioni in cui la vaccinazione protegge da quadri clinici gravi, protegge dall'ospedalizzazione sia nei reparti malattie infettive che nelle terapie intensive. Quindi l'appello non è solo relativo a quelle persone candidate alla terza dose, ma è anche a quella fascia di popolazione che è rimasta ancora non vaccinata. Analizzando la nostra popolazione vediamo che sono le fasce intermedie quelle che hanno registrato il minor tasso di adesione alla vaccinazione, mentre i più giovani hanno dato una risposta veramente entusiastica, e quindi dobbiamo imparare dai giovani e che vaccinarsi è assolutamente in questo momento prioritario. Anche perché ricordiamoci i fenomeni dell'anno scorso e la situazione in rapidissimo aumento dei contagi legati alla seconda ondata e tutte le restrizioni che questi poi hanno determinato e l'influenza che hanno avuto sulle festività. Quindi l'appello è di vaccinarsi, chi non l'ha ancora fatto, completare il ciclo oppure accedere alla terza dose se rientrano nelle categorie, per salvaguardare quello che sono i nostri rapporti professionali, sociali e familiari e arrivare al periodo delle festività in condizioni migliori di quelle alle quali siamo arrivate l'anno scorso. Senz'altro questo è quello che tutti noi auspichiamo. Ma dottoressa, per quanto riguarda le ospedalizzazioni, no? Ne accennava lei poco fa, questi 10 pazienti ricoverati al Covid Hospital di Jesolo, si tratta di persone non vaccinate o talvolta anche persone vaccinate finiscono all'ospedale? Allora, di norma, da quando abbiamo riaperto il modulo Covid a Jesolo, di norma un quarto dei ricoverati è vaccinato e sicuramente il quadro clinico a carico dei soggetti vaccinati è meno grave. Nella fattispecie però in questo ultimo periodo questa proporzione si è invertita, ma su numeri così piccoli è chiaro che la variabilità che ci aspettiamo può essere elevata. Preciso che i posti letto invece di terapia intensiva Covid, che sono 3 per la nostra azienda, non sono in questa fase a Jesolo, ma sono negli altri 2 ospedali di San Donà e Portogruaro. Ecco, quindi questo diciamo è comunque un segnale anche per le persone vaccinate, come dire, a continuare a stare attenti, no? In quest'ultimo periodo diciamo forse un po' tutti noi abbiamo allentato anche l'attenzione, molti sono vaccinati, la vita è ritornata ad una seminormalità diciamo rispetto al passato, e quindi probabilmente anche immagino che questa ritrovata socialità in qualche modo faccia e contribuisca in qualche maniera alla circolazione del virus. Quindi insomma è importante anche continuare a rispettare quelle norme che nel corso degli ultimi quasi 2 anni abbiamo cominciato ad imparare, insomma, e sono entrate nella nostra vita. Forse anche in questo momento è importante non abbandonarle. Senz'altro è così, il distanziamento sociale, l'utilizzo della mascherina, l'igiene della tosse, l'igiene delle mani sono dei provvedimenti semplici, dei comportamenti semplici che dobbiamo attuare tutti i giorni, non dobbiamo mai mollare la guardia. Dottoressa, per i più piccini invece, quindi i bambini fino ai 12 anni che non possono ancora al momento essere vaccinati, accedere alla vaccinazione, la situazione epidemica nel vostro territorio com'è per quanto riguarda le scuole, insomma? Per quanto riguarda le scuole, effettivamente abbiamo registrato un lieve aumento dei casi e abbiamo effettivamente alcune scuole, alcune classi
in sorveglianza ed altre in quarantena, con un trend in leggero aumento. Noi auspichiamo, così come è avvenuto negli Stati Uniti, l'estensione della vaccinazione alla fascia di età inferiore ai 12 anni. Abbiamo stimato nel nostro territorio che si tratta di circa 16.000 fra bambini e ragazzi. Un'altra cosa importante che vorrei sottolineare è appena stata avviata la campagna di vaccinazione anti-influenzale e quindi insomma si invita davvero la popolazione a contattare il proprio medico di medicina generale o i centri vaccinali. La vaccinazione, come sapete, è consigliata dopo i 60 anni, nei bambini dai 6 mesi ai 6 anni, in categorie a rischio di fragilità, e negli operatori sanitari, tutti gli operatori interessati a servizi di pubblica utilità. È possibile tra l'altro la vaccinazione contestuale per il Covid e antinfluenzale, e quindi insomma anche da questo punto di vista si rinnova davvero l'invito alla popolazione. Anche perché peraltro, dottoressa, proprio per non farci mancare nulla, pare che quest'anno l'influenza sarà particolarmente, diciamo, cattiva rispetto al passato. Sì, ci sono degli anni in cui i ceppi che si selezionano e che, come sapete, partono dall'Asia, come è successo per il Covid, si selezionano ceppi più o meno virulenti. Quello che ci attendiamo quest'anno effettivamente potrebbe preoccupare, quindi a maggior ragione vaccinazione e diciamo continuare con l'adozione di tutte le misure di sicurezza che valgono sia per il Covid ovviamente che per la vaccinazione che per l'influenza. Dottoressa, io la ringrazio davvero per essere stata con noi. Rinnoviamo naturalmente l'appello a tutti coloro che ci stanno ascoltando, proprio perché a fronte di questo incremento dei contagi è molto importante davvero che ognuno di noi faccia la propria parte per non ritornare, insomma, a quanto purtroppo abbiamo già vissuto in passato. Grazie alla dottoressa Cirarolo, direttrice sanitaria del ULSS 4 del Veneto Orientale. Buona giornata, grazie per essere stata con noi. Grazie. Allora, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia. A tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Vi ricordo alle 12:30 il punto stampa del Presidente della Regione Luca Zaia, che darà delle nuove informazioni relative all'andamento della pandemia e ad eventuali misure nel nostro territorio. 12:30 da Verona. Noi ora affrontiamo però un altro tema che è di grande attualità in questi giorni e che interessa le imprese del nostro territorio, ma interessa anche molte famiglie. Ringrazio quindi per essere qui con noi Alessandro Gerotto, presidente dell'ANCE di Padova. Buongiorno Gerotto. Buongiorno a voi. Buongiorno, grazie. Allora, un tema di grande attualità che è appunto quello relativo alle costruzioni, no? Perché se ne sta molto parlando, la legge di bilancio è in corso di approvazione, c'è tutta la partita del super bonus ancora aperta, con non poche preoccupazioni da parte di famiglie che avevano intrapreso il percorso, ma anche delle stesse imprese del settore dell'edilizia, no? Sì, allora quest'anno è stato un anno spumeggiante, il 110% ha dato veramente una spinta importante, ne ho parlato anche oggi sui giornali e in forma tangibile abbiamo visto quante nuove imprese sono state aperte nella provincia di Padova e in Italia. È chiaro che adesso la preoccupazione è enorme perché tutte le notizie che sono state date hanno veramente fortemente dato credito a muoversi in maniera diversa rispetto ai mesi scorsi. Quindi le famiglie adesso dovranno aspettare i decreti attuativi. Abbiamo già come ANCE lottato per avere di nuovo lo sconto in fattura, che alla fine è il tema dove gira tutto il sistema del super bonus, e perché senza lo sconto in fattura, ahimè, probabilmente molte famiglie non andranno a farlo. E per quanto riguarda l'atto imprenditoriale, noi abbiamo visto che il rincaro dei prezzi e la scarsità di manodopera ci sta mettendo a serio rischio
La politica l'ha capito, ci stanno dando una mano, hanno fatto dei decreti per cercare di far venire meno questa necessità, però abbiamo bisogno, il nostro grido di allarme è: attenzione, facciamo ancora qualcosa in più per fare ripartire l'Italia. Siamo pronti, le aziende edili sono pronte a ripartire, dobbiamo cercare di fare squadra. No, la questione delle materie prime sta diventando estremamente fondamentale, in primis per il caro dei materiali, che ha portato a uno stravolgimento di tutti i preventivi che erano stati fatti naturalmente nel corso degli ultimi mesi. Ho visto dal materiale che ci avete inviato l'acciaio più 242%, le materie plastiche più 100%, l'energia più 225%, quindi insomma dei cari veramente importanti, ma oltre al rincaro non si trovano proprio questi materiali. Infatti nelle nostre città non stiamo vedendo un sacco di cantieri, un sacco di impalcature con la gente che non lavora. Sì, quindi si rischia un po' un cortocircuito. Sì. Non si trovano per esempio le impalcature, si devono prenotare per tempo, i prezzi sono schizzati alle stelle, anche i prezzi dei posatori di mattonelle per esempio, e adesso, notizia proprio di poche settimane fa, sta andando alle stelle anche il prezzo del calcestruzzo, si parla di circa 20 euro di rincaro, che vuol dire per molte società che adesso si trovano a fare dei preventivi non riuscire proprio a preventivare quello che può essere anche una lavorazione di una villetta unifamiliare. Vedete, tutte queste tipo di informazioni che si hanno del territorio è importante trasferirle al nazionale e ai nostri sistemi, che devono fare pressing e devono fare ragionare i politici in maniera che il PNRR che sta arrivando adesso nelle nostre città riesca ad essere inserito in un contesto in maniera ordinata, perché altrimenti le aziende vanno in difficoltà quando vanno per esempio a vincere un appalto grande come quello del tram di Padova, importantissimo per lo sviluppo della nostra città, come per esempio pediatria e come quello che può essere il futuro ospedale. Si parlano adesso di investimenti, si parla di investimenti ingenti nella città di Padova, avrà un volto nuovo la città di Padova, bisogna che le imprese che vi lavorano abbiano il giusto margine per mantenere anche il sistema ovviamente retributivo degli operai che vi lavorano. Si stimano all'incirca 260.000 operai come fabbisogno. Capite bene che per formare un operaio che vada a fare l'operaio edile, l'operaio specializzato o l'escavatorista ci vogliono veramente tanti anni, ed è per questo che il nostro sistema con le scuole edili e con la cassa edile offre la formazione, sia la prima formazione dalle medie in poi, che la formazione continua anche per i disoccupati e per gli immigrati. Ecco, sicuramente, perché poi l'altro problema, come lei sottolineava, proprio oltre a quello delle materie prime, è anche quello della manodopera specializzata, che ovviamente a fronte di una ripartenza con questi numeri rischia anche questo in qualche maniera di mettere i bastoni tra le ruote a tante imprese, no? Che potrebbero ripartire e risollevarsi, ma magari non riescono a trovare gli operai necessari per poter avviare quei lavori che hanno programmato. Per adesso quei pochi operai che abbiamo ce li stiamo rubando e passando da un'azienda all'altra con un tema ovviamente di tipo commerciale poco piacevole. Quello che stiamo facendo è formando nuovi giovani che, ahimè, però preferiscono o stare a casa o approcciare altri tipi di lavoro, forse magari più appetibili o che danno più tempo libero, però il mio messaggio è, si ricorda, quando si va al mare si vedono sempre i ragazzi che giocano in spiaggia con le ruspe oppure con i Lego, e non si capisce come mai ci sia un diffezionamento nel corso degli anni, cioè non si ha più quell'attrattività nei confronti del mondo delle costruzioni. Il nostro messaggio deve partire da qua, dobbiamo cercare di far vedere che il nostro lavoro è un lavoro bello, è un lavoro che forma e soprattutto
crea degli uomini che riescano anche a mantenere delle famiglie e, perché no, creano degli uomini che possono anche a sua volta formare delle altre ditte, perché adesso c'è talmente tanto lavoro che dobbiamo cercare di far squadra e dobbiamo creare delle ditte sempre più grandi. Probabilmente ci saranno anche delle fusioni tra ditte per dover affrontare questa ingente quantità di lavoro che sta arrivando nel mercato. Il rischio è che se non facciamo questo tipo di passaggio verranno delle ditte dall'estero a prendere i nostri lavori. Quindi piccolo non è più bello, insomma bisogna necessariamente guardare più in avanti, anche per le imprese di questo settore, insomma. Sì, piccolo va veloce, il piccolo va veloce, però insieme si va più lontano. Questo ci piace dirlo e vediamo che funziona. Un'altra cosa che il governo ci sta chiedendo, attenzione ditte, tutte le ditte d'Italia dovete essere delle ditte di qualità. Quindi verrete selezionati, dal 1° novembre ci sono stati dei cambiamenti epocali, come per esempio quello del limite del suo appalto, che è passato al 100% per le stazioni appaltanti che lo ritengono opportuno, e poi tutto il decreto della congruità, che mette alla pari tutte le ditte del nostro settore. Ecco, quindi novità molto importanti, pensiamo soprattutto alle grandi opere come lei accennava, venendo invece alle opere più piccole che però interessano molte famiglie anche nei nostri territori. Che novità ci sono dal vostro osservatorio privilegiato circa la finanziaria, perché c'è molta attesa, no, in queste ore per quegli emendamenti che forse arriveranno, non si sa. Il bonus facciate è passato dal 90 al 60%. Io vi do delle notizie appena stampate e si parla di questi bonus che devono essere, ci deve essere una proroga e devono creare un sistema che continui negli anni per favorire questo rifacimento delle case che sono energivore. Quindi dobbiamo cercare di creare un super bonus che sia alleggerito ma che sia sostenibile anche per le famiglie, però non dobbiamo dimenticare che il super bonus per le casse dello Stato è un qualcosa di molto dispendioso, quindi deve essere sostenibile anche dal punto di vista del pagamento di tutto quel debito che stiamo facendo nei confronti dei nostri figli, per esempio. Certo. Ecco, quindi il bonus facciate al 60%, lei accennava prima allo sconto in fattura, è stato confermato, è sicuro questo? La lotta, allora, se non fanno lo sconto in fattura non serve a niente fare probabilmente questo tipo di super bonus, perché mette in difficoltà le famiglie e crea degli inneschi che probabilmente dobbiamo commisurare. Lo sconto in fattura è il vero traino e tutte le ditte ormai sono anche organizzate per farlo, quindi deve essere, su questo ANCE si batterà con tutta la propria forza. Ecco, anche perché non dimentichiamolo, se dovesse venire tolto questo, probabilmente la stragrande maggioranza dei condomini, come anche delle abitazioni più piccole, saranno costretti necessariamente a fare retromarcia. Ben pochi penso possono permettersi di sborsare delle cifre così significative per una famiglia, ovviamente anche se c'è poi la detrazione fiscale, era in 5 anni mi pare, se non sbaglio. Una famiglia normale una cifra del genere non la detrarrà mai in 5 anni, una famiglia con un reddito medio italiano, no? Sì, tenete presente che già mettere d'accordo un condominio intero è veramente complicato. In effetti i numeri che sono stati fatti in Veneto, il Veneto è il secondo in Italia come numeri di costruzioni che hanno goduto del 110, la prima è la Lombardia. È chiaro che noi dobbiamo lavorare in questo senso, cercare di trasmettere il più possibile le realtà
del nostro territorio, perché Padova ovviamente è diversa da Milano e diversa da Roma. Abbiamo degli edifici storici che vanno riammodernati, e il sistema 110, il bonus facciate, io personalmente vedo che il bonus facciate può avere veramente una grande svolta nella nostra città, e quindi ci tengo che lo sconto fattura venga applicato in tutte le forme che hanno giovato in questo 2021. Adesso con l'arrivo dell'inflazione e altri temi relativi probabilmente al caro dei materiali, dovremo fare i conti con delle famiglie che probabilmente avranno delle capacità di spese che sono ovviamente minori rispetto agli anni scorsi. Sicuramente, quindi come pensate di poter andare avanti? Perché in qualche maniera o la famiglia tira fuori più soldi rispetto magari a quello che era il preventivo, o ci rimette l'azienda, come se ne esce da questa situazione? Adesso siamo in una situazione di stallo, perché i preventivi fatti 6 mesi fa, 12 mesi fa non possono più aver seguito, perché le società non riescono più a comprare a quei prezzi i materiali. Ma vede, anche i bandi di gara, sono usciti dei bandi di gara e noi come ANCE l'abbiamo segnalato, e auspico che le stazioni appaltanti ne facciano tesoro di queste comunicazioni. Anche vengono usati dei preziari che sono stati fatti nel 2018, per esempio c'è del ferro, del tondino del ferro, che ha dei prezzi che sono la metà rispetto a come compriamo il ferro adesso in ferriera. Abbiamo notizie però di aumenti che stanno arrivando nell'ordine di qualche punto percentuale nelle prossime settimane. La cosa che ci preoccupa di più e che è economicamente non rilevabile è il fatto che l'energia elettrica, il costo dell'energia elettrica e il costo del diesel sta veramente scoppiando, e per noi che utilizziamo i nostri mezzi tutti i giorni capite bene che è un tipo di esborso a cui non possiamo fare a meno di andarlo a comprare, e però ci sta mangiando il margine di fine anno. Ovviamente, peraltro, poi no, questo è un incremento che a cascata poi va a finire sui materiali che vengono comunque portati con i camion, eccetera, quindi ovviamente il rincaro del gasolio, della benzina, insomma di tutti i carburanti a cascata poi determina un ulteriore incremento, no? In tutte quelle materie prime di cui dicevamo prima. Tutte le miscele bituminose, per esempio, hanno avuto dei forti rincari. Adesso se vuoi lavoro di qualità devi prima di tutto affidarti a delle ditte certificate, e poi devi stare attento che i materiali usati siano materiali di prim'ordine. I materiali usati di prim'ordine ovviamente hanno dei prezzi che adesso molte volte sono inaccessibili. Su una cosa che volevo fare un focus, uno dei problemi e dove deve lavorare il governo sicuramente è la riduzione del cuneo fiscale. Questo sicuramente. Gerotto, io la devo interrompere. Prego. Perché sta per iniziare la conferenza stampa del Presidente della Regione Zaia sul Covid, quindi sentiremo quelli che sono gli aggiornamenti di oggi. Io la ringrazio per essere stato con noi. Naturalmente è un tema sicuramente in evoluzione, no? Questo, e magari ritorneremo a sentirci anche nelle prossime settimane. Grazie ad Alessandro Gerotto, Presidente dell'ANCE di Padova. Buona giornata. Andiamo quindi a Verona per il punto stampa del Presidente Zaia. Di recente si sono diradati questi punti stampa, anche per evitare di stare a pressare i cittadini sempre con bollettini tutti i giorni. Però è pur vero che oggi, assieme all'assessore, in virtù anche del fatto che anche questa mattina presto abbiamo iniziato con la videoconferenza con tutti i direttori generali delle ULS, oltre alla direttrice dello IOV, ai vertici, massimi vertici della sanità regionale, parlando del dottor Flor, la prevenzione, la dottoressa Russo, il dottor Tognolo per l'azienda Zaia. Insomma, abbiamo fatto un quadro della situazione rispetto al Covid, diciamo il famoso punto nave, no? Allora io passerei subito, e fra l'altro è un'anteprima per noi, no? Farlo qui dalla Fiera di Verona il bollettino. Però il bollettino c'è sempre, e i cartelli anche, così ci mette a meno anche a esporli. I tamponi molecolari nelle ultime 24 ore sono 7.161.775. I tamponi rapidi sono 9.320.732. Pensate che in totale da quel 21 febbraio 2020 abbiamo, anzi tutta la squadra del Veneto ha
tamponato e quindi testato cittadini per un totale di 16.482.000 tamponi. Tutto nasceva da quel 21 febbraio quando ho deciso di fare i primi tamponi a Vo, tamponi che dopo tutti si accreditati in merito. Ho deciso io di fare quei tamponi. Ho fatto contro legge, a volte si dice no, contro legge. Se dopo qualche settimana avessero detto che il Covid era un'influenza, io adesso sarei alla Corte dei Conti a parlare dei tamponi fatti a 3.500 abitanti a Vo, che non sono mai stati, che non aveva senso fare. Capite come stiamo governando? Bene, 16 milioni di tamponi. Quanti sono i positivi nelle ultime 24 ore? 792. 792 positivi che ci danno un dato positivo nella tragedia di 772. 792 positivi con, pensate, 100.994 tamponi, quindi con un sacco di tamponi. Quindi l'incidenza di questi 792 è bassa, 0,78. Cioè vuol dire che ci sono solo sui 100.000 tamponi 0,78, neanche uno a ogni 100 era positivo. Quindi siamo in linea con un'incidenza, diciamo che mediamente è l'incidenza che noi abbiamo sempre avuto, però il numero di positivi è più ragguardevole perché abbiamo un problema, è anche un fatto tecnico, che facciamo quasi il triplo dei tamponi rispetto a qualche settimana fa, perché c'è il tema dei Green Pass. Però anche il Green Pass poi rappresenta una forma di screening indiretto, se ci pensate, no? Io vado a farmi il tampone perché non sono vaccinato, devo andare a lavorare e poi finisce che ti trovano la positività. Numero di positivi in totale 483.465. Questi sono i positivi che dall'inizio della crisi, dall'inizio dell'infezione, quindi dal 21 febbraio 2020, abbiamo intercettato con i 16 milioni di tamponi che vi dicevo prima. 483.000 persone positive. Quanti sono i positivi oggi isolati? Se troviamo i positivi li dobbiamo mettere in quarantena. Quindi noi eravamo arrivati 2 settimane fa a una punta minima di 8.900 positivi isolati. Oggi sono 11.800. E questi sono i positivi rintracciati e quindi messi in isolamento, messi in quarantena. Ospedale. Quanti sono oggi i ricoverati negli ospedali? 280. Vi ricordo che eravamo arrivati a sfiorare i 200 una quindicina di giorni fa. 280, così suddivisi. 234 in area medica e 46 in terapia intensiva. Anche qui 234 in area medica, fondamentalmente siamo abbastanza in linea con quello che è accaduto negli ultimi periodi. Ma è questo il dato. Vi ricordo che una settimana fa noi avevamo 30 persone in terapia intensiva, oggi ne abbiamo 46, vuol dire più il 50%. Da 30 a 46 è 16, la metà di 30 è 15, più del 50%. Capite che se in una settimana incrementiamo del 50%, se questo fosse un trend, inizio a preoccuparmi. Le terapie non Covid, cioè le terapie intensive non Covid, sono 356, cioè quindi è pieno. Cioè vuol dire che noi stiamo lavorando a pieno regime con tutto quello che è, non si sente, con tutto quello che è la chirurgia d'elezione, la programmazione, tutto quello che abbiamo anche dovuto purtroppo comprimere nelle attività chirurgiche ospedaliere, perché durante il Covid, quando abbiamo avuto le punte massime, con 500 persone in terapia intensiva, parlo del 31 dicembre 2020, ovvio che non ci potevamo occupare di tutto quello che era, che so, le protesi all'anca, le protesi del ginocchio, le cataratte, gli interventi cardiaci, eccetera, interventi al cuore, eccetera. Totale dei morti, 11.842, un decesso nelle ultime 24 ore. Vi ricordo che siamo l'8ª regione in Italia per mortalità e tra le 8 noi siamo quella con minor mortalità tra le più colpite. Perché anche qua gli scienziati sanno sempre tutto, ma se qualcuno ci spiegasse per quale motivo c'è una parte del paese che è stata sempre colpita e massacrata e qualche altra parte del paese comunque ha avuto meno guai, e c'è poco da dire che c'è l'agglomerato metropolitano, certo, ma c'era anche, vi ricordo che la prima fase in Lazio, se non ricordo male, non hanno avuto
i dati e la tragicità che abbiamo avuto noi, che ha avuto la Lombardia, che hanno avuto l'Emilia Romagna. Quindi alcune cose sono inspiegabili, ma lo stesso Veneto nella prima fase si ritrovava con infezioni che hanno fatto devastazioni in alcune località del Veneto, penso al Trevigiano, al Padovano, eccetera, e poi il virus, pensate, durante il Carnevale entra a Venezia, abbiamo i primi pazienti, fra l'altro Venezia è una città dove l'età media è anche alta, se ne entra e se ne esce dalla città storica. Io quando abbiamo avuto le prime notizie dei ricordi pensavo che sarebbe stata veramente una strage, perché comunque Venezia è per antonomasia la realtà dell'assembramento, della mancanza di distanziamento sociale. Pensate una calle affollata, e che cos'è quello distanziamento sociale? No. Questi quasi 12.000 persone, i dimessi sono 23.766. So che lo sto dicendo alla nausea, però guardate questi due dati. Questi sono i positivi che noi abbiamo trovato con i 16 milioni di tamponi del 21. Questi sono i dimessi. Cioè, non che vuole un premio Nobel per fare la differenza, no? 483.000 meno 23.000 fa più o meno a spanne 460.000, giusto? Questi sono quelli che sono stati ricoverati in ospedale, 460.000 sono stati curati a casa o quantomeno sono stati a casa. Cioè, perché quando sento dire che non si fanno le terapie domiciliari vorrei anche capire a chi si riferiscono. Vi ricordo anche che sulle terapie domiciliari, lo dico perché sta diventando, come si può dire, spesso l'alibi per dire che tutto questo esiste perché non fanno le terapie domiciliari, perché sennò non servirebbero gli ospedali, Zaia non farebbe le conferenze stampa, noi saremmo tutti liberi, il vaccino non servirebbe. Vi ricordo che i medici, non noi, perché non decidiamo noi i farmaci, i medici sono liberi in scienza e coscienza di utilizzare tutti i farmaci che ci sono sul prontuario, sul mercato, cioè quelli che sono in vendita, quelli che sono autorizzati, non quelli che sono in vendita. Addirittura i medici possono utilizzare un farmaco che magari non serve per la tosse, faccio un esempio banale, e serve magari per l'unghia incarnita, ma perché c'è un effetto anche sulla tosse indiretto per tutta una serie di meccanismi biochimici, lo utilizzano off-label. Quindi un esempio è quella, l'invermectina, no? O la idrossiclorochina. Si utilizzano farmaci off-label, anche se ovviamente le indicazioni non ci sono. Quindi non è vero che i medici sono stati bloccati a somministrare farmaci, fanno quello che possono fare per legge, nel senso che devono utilizzare i farmaci autorizzati dagli enti regolatori. Peraltro si parla di vigile attesa, a parte il fatto che le linee guida che dà il Veneto, che non sono i 10 comandamenti, dà delle indicazioni, la vigile attesa non c'è, non l'abbiamo mai messa, ecco, varrebbe anche la pena di ricordare, sento sempre interviste durante le manifestazioni, no, perché c'è la vigile attesa. Cos'è la vigile attesa? Nel prontuario, nelle linee guida nazionali hanno detto per le prime 48 ore vigilate sull'andamento clinico del paziente, onde evitare di riempirlo di farmaci che poi magari guariva, cioè non aveva tutti questi sintomi. Tutto ciò premesso, ma io lo dico pensando, se io fossi medico davanti a un paziente, prima roba so chi è, giusto? In linea teorica i medici dovrebbero conoscere i propri pazienti, sapranno i medici di base e li conoscono. Allora se Luca ha sempre bronchitine ricorrenti, il meciapa al raffreddore tutti gli anni, eccetera, è positivo al Covid, secondo voi cosa fareste se foste medico? È meglio che gli diamo un po' una curetta da cavallo subito, perché questo è deboluccio. Ma vedete che ragionamento deve fare il medico? Cioè non è che se nelle linee guida ti scrivono vigile attesa nessuno tocca più niente, perché i medici che hanno somministrato subito farmaci non li hanno condannati, non li hanno denunciati perché ha utilizzato i farmaci che sono previsti. Quindi lo dico perché sembra quasi che tutto quello che stiamo facendo sia inutile, perché bastava curarli a casa. Allora, detto questo, cosa vi diciamo oggi? Intanto che siamo in pandemia. Non vorrei che qualcuno se lo fosse dimenticato, non è che qua funziona che finché rende pende, finché pende rende. Cioè non è che qua funziona che finché l'infezione pende rende, perché facciamo comunicazione, facciamo spese,
abbiamo le case farmaceutiche. No, guardate, noi qua ci siamo rovinati la vita in 20 mesi. Come ve la siete rovinati voi? E peggio ancora chi ha avuto persa la vita, o peggio ancora, insomma, tutte le famiglie che hanno sofferto, insomma, con i morti, queste robe. Allora, guardate, siamo in pandemia. Se oggi siamo in una fiera, ancora con la mascherina, lo dobbiamo riconoscere questo merito a chi si è vaccinato. Ad oggi le vaccinazioni stanno andando bene, nel senso che il Veneto ha una media di vaccinati, cioè di popolazione nell'età vaccinabile over 12, sopra i 12 anni, che comunque si è vaccinata con una dose, 2 dosi o ha fissato l'appuntamento. Ormai sono pochi quelli che fissano l'appuntamento, facciamo 1200 prime vaccinazioni al giorno, quando ne facciamo anche 40.000 prima. Bene, l'84,6% dei veneti. Siamo una delle regioni, sono la regione che ha vaccinato di più. Considerate che noi non abbiamo fatto le giornate, gli open day con Johnson & Johnson, che bastava un'iniezione, cioè uno valeva uno, invece noi abbiamo sempre usato RNA messaggero, quindi 2 iniezioni per avere una vaccinazione. Vi dico anche quali sono i target di vaccinazione, così ci capiamo. Sopra gli 80 anni i vaccinati sono il 99,9%. Dai 70 ai 79 anni 72,9%. Dai 60 ai 69 anni 89,7%. Dai 50 ai 59 anni 85,2%. Dai 40 a 49 anni 79,3%. Dai 30 a 39 anni 78,7%. Dai 20 ai 29 anni, questo è l'Esploa, 83,2%. Cioè i ragazzi sono quelli che hanno risposto sicuramente in maniera più performante. Sopra i 12 anni, dai 12 ai 19 anni, il 69,6%, siamo quasi il 70% dei ragazzi che vanno a scuola che sono vaccinati. Quindi oggi la libertà che viviamo, perché è innegabile che facciamo la vita di prima, solo che abbiamo la mascherina, perché questo è il dato palpabile, la facciamo perché comunque il vaccino ha creato una coltre che tutela tutta la comunità. E sapete dov'è il dato? Che il non vaccinato rappresenta l'80% dei ricoverati in terapia intensiva e oltre il 66% dei ricoverati in area medica. Però attenzione, cioè non è che uno può dire se è 66% vuol dire che fatto 100 facciamo 60, fatto 100 ne ho 40 di vaccinati e 60 di non vaccinati, è quasi la metà. Sì, c'è un piccolo particolare, che i non vaccinati sono il 15% della popolazione e i vaccinati sono l'85%. Cioè capite che non si possono fare sti conti. Tanto è vero che noi un conto l'abbiamo fatto. Allora, nelle ultime 2 settimane, dal 18 ottobre al 31 ottobre, con il nostro ufficio studi epidemiologici, abbiamo fatto fare uno studio. Allora, i non vaccinati che si sono infettati sono 175,8 su 100.000 abitanti. 175,8 persone ogni 100.000 abitanti non vaccinati si sono infettati. I vaccinati 36,1. Cosa vuol dire? Vuol dire che solo per un conto della spesa della signora Maria essere non vaccinato in questi ultimi 15 giorni ha significato quasi 6 volte in più la percentuale di infezione. O meglio, essere vaccinato significa avere l'80% delle possibilità in meno di infettarsi. Questi sono i numeri. Io non faccio la promozione dei vaccini, però non posso neanche accettare che ci sia solo una campana. Visto che il governo ha deciso di non parlare dei vaccini, tutti i governi hanno deciso di non fare
una campagna non di promozione dei vaccini, ma di informazione corretta rispetto alla vaccinazione. Poi guardate, io sono per la volontarietà vaccinale, che sia chiaro. Io non faccio parte della categoria che pensa che il problema si risolva con l'obbligatorietà. E vi spiego anche perché. Perché obbligatorietà in un paese civile penso che sia di difficile gestione, perché se uno non vuole vaccinarsi a questo punto cosa si fa? Facciamo l'accompagnamento 4 in ospedale per vaccinarlo, viene arrestato in questo paese, nei paesi occidentali, impensabile. Quindi dobbiamo capire che comunque ci sarà sempre una parte di popolazione che non si vaccinerà. Non bisogna essere ipocriti. E quindi noi dobbiamo puntare a parlare a coloro che hanno paura di vaccinarsi, ma se qualcuno gli parlasse e gli spiegasse, come è accaduto a tutti noi, perché prima di andare a vaccinarci tutti ci siamo minimamente informati, o il medico, o l'amico, ti ha fatto male, che effetti ti fa, ho letto una roba sì che forse, ecco, si capisca che noi dobbiamo darle queste informazioni ai cittadini. Allora, noi adesso siamo preoccupati perché vediamo che c'è un atteggiamento un po' di rilassamento. C'è anche qualcuno che vive come non ci fosse un domani. Allora io dico che abbiamo una responsabilità soggettiva, perché uno deve mettere in sicurezza la propria salute, e anche di comunità. Di comunità significa che se tu ti presti a dare diffusione dell'infezione, non si sa mai sta pallina del flipper che sbatte dappertutto, che è il virus, se mai arriva a sbattere proprio sulla persona sbagliata lo ammazza, perché funziona così. Quindi noi dobbiamo portare la mascherina anche all'aperto se c'è assembramento. Al chiuso si porta la mascherina. Bisogna cominciare a ragionare, nonostante queste percentuali che dimostrano che il vaccinato è sicuramente molto più protetto, ma il vaccinato può comunque veicolare il virus. Quindi anche questa frase, non preoccuparti tanto sono vaccinato, non c'entra una minchia con quello che bisogna dire. Bisogna dire mi sono vaccinato. È vero che il vaccino ha anche un effetto, ma non totale, sterilizzante, cioè che sembra che blocchi anche la trasmissione ai terzi, e quindi il fatto che il vaccinato possa diventare un veicolo, ma anche i vaccinati possono infettarsi. E quindi noi abbiamo l'obbligo ancora di non dismettere le mascherine, di capire che se andiamo alle varie feste in giro per le piazze, se c'è assembramento la mascherina va portata bene, non mezzo naso fuori, mento, salvagola, tira orecchie e altre robe del genere. Va portata in maniera certa. Poi c'è proteste, e proteste ci sono il sale della democrazia. Io penso che noi non dobbiamo lamentarsi delle proteste e delle manifestazioni, perché soprattutto in un regime di volontarietà vaccinale è giusto che ognuno esprima le proprie considerazioni, ma le deve fare con civiltà, devono essere non violente, e voglio ricordare che la violenza non è solo fisica, perché qua sta passando un concetto in questo paese che non mi sembra tanto proprio somama, no? Ma non siamo mica violenti, sì, ho capito, cavoli, ma se togliamo l'aspetto fisico e andiamo a valutare quello verbale, in alcuni casi mi sembra che la violenza verbale sia ad altissimi livelli, e questo non aiuta a far crescere un paese e non ci aiuterà a ritrovare un paese pacificato con la fine del Covid. Il Covid non può sopravvivere a se stesso con un conflitto sociale. Io capisco fino in fondo le ragioni di uno che non vuole vaccinarsi, ma la sua libertà finisce dove inizia quella degli altri. Quindi se vai a manifestare devi rispettare anche la libertà degli altri. Non posso sentire dire hanno le serrande giù. Beh, noi abbiamo un problema molto più grave di quelli che hanno le serrande giù. Cioè questo non funziona, questo non è pacificazione sociale, e quindi mi preoccupo di questo. Quali sono i dati di questa settimana? Incidenza 75,3, vuol dire che abbiamo 75,3 infetti ogni 100.000 abitanti in questa settimana che abbiamo appena trascorso. Che, ritornando al discorso di prima, se è vero che l'80% in meno di possibilità ce l'ha il vaccinato di infettarsi, noi siamo nella pandemia dei vaccinati, dei non vaccinati.
Cioè, perché noi i dati cominciamo a raccoglierli su questo fronte. L'avete letta spesso questa frase, no? Che oggi c'è un focus sul fatto che la pandemia colpisce di più i non vaccinati. Penso che il collega Federica ne abbia dato una dimostrazione clinica con tutti i ricoveri che ha avuto. Io parlavo con dei medici che sono qui in un congresso, se le volete, in centro a Verona, e mi dicevano i triestini che sono pieni negli ospedali in virtù del cluster che è nato. Quindi la non vaccinazione ti espone di più, dopo ognuno fa quello che vuole. L'RCT è 1.1, siamo cresciuti con l'incidenza, che siamo passati da 39 e siamo finiti a 75. L'RCT avevamo quanto? 80? Una roba del genere? Quasi 90, siamo a 1.1. Le occupazioni degli ospedali, sia in terapia intensiva che in area medica, 3%. Questo significa che siamo con una situazione sotto controllo. Ma non è che tu dici c'ho ancora 100 euro in tasca, femo festa. Per quando li hai finiti, Cioè noi, è vero che abbiamo 1000 posti di terapia intensiva, ma 356 ce li abbiamo già occupati per le robe nostre. Ne mettiamo sopra altri 40 oggi, quanti sono? 41? 45. Quanti? 45 oggi e andiamo già a 400. Capite che è vero che non abbiamo i 1000 posti, ma è anche vero che per gestirli bisogna cominciare a drenare personale iperspecializzato dai reparti e togliamo sanità a chi ne ha diritto, che sono gli oncologici, i fragili, tutti coloro che hanno bisogno di screening eccetera, dei quali nessuno parla. Quindi il nostro appello è quello che si faccia assolutamente, nonostante i 7.300.000 dosi ad oggi inoculate di vaccino, di fare una sorta di moral suasion, no? di appello ai cittadini che hanno sempre lavorato in squadra. Guardate, domenica noi inauguriamo la prima delle 8 mostre dei bambini, no? A Padova. Andrà tutto bene si chiama. Io penso che noi abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, non possiamo buttare via tutto perché qualcuno pensa che sia stata solo una narrazione, sta roba. Ho letto frasi delle quali c'è che abbiamo classificato i morti come Covid perché c'era il finanziamento sui morti, ma guardate che per arrivare a queste robe veramente bisogna avere problemi mentali, cioè perché non c'è nessun finanziamento sui morti. Finiamola, è un fatto anche di rispetto nei confronti di queste persone. È vero che sono stati censiti come prevedeva la legge, tutti coloro che sono positivi sono morti, sono stati censiti, punto. Ma non cambia nulla, perché comunque il Covid c'è e i risultati si vedono. Si parla ad esempio poco di tutto quello che sono i postumi da Covid per le persone che restano in vita, e tutti voi ne conoscete. 1 su 2 ti dice, perché comunque la percentuale è il 50% dei long Covid, ti dice non ho più il fiato che avevo prima a fare le scale. Altri hanno danni neurologici, ve li presento io se volete, gente che zoppica o che non riesce più a stare in piedi molte ore, deve stendersi ogni 4-5 ore perché non capisce cosa sia successo. Altri che hanno avuto eventi scatenanti che si sono susseguiti dopo il Covid e quindi si sono ritrovati in malattie autoimmuni o altre menate del genere. Allora capite che la situazione è un panorama molto, molto variegato, quindi ai cittadini dico sicurezza, non abbassate la guardia, facciamo ancora questo sacrificio in questa fase invernale con la mascherina, cerchiamo di avere tutela della nostra salute e quella della comunità, noi siamo veramente preoccupati per questo. Chiudiamo questa settimana in zona bianca, quindi Veneto resta bianco, però ragazzi non è che c'è scritto su uno dei 10 comandamenti scritto scolpito sulla pietra. Se continuiamo ad andare avanti così, insomma, fra qualche settimana magari qualche diciamo viraggio di colore potrebbe anche accadere, quindi dico, perché buttare via tutto il lavoro fatto semplicemente per andare a mangiare castagne in piazza senza la mascherina? Cioè, non vale la pena. Guardate, non è la posizione di Luca o dell'assessore Lanzarin, di Manuela, perché ci siamo oggi, va bene, ce lo vengono a dire quelli che comunque rappresentano la maggioranza silenziosa, la foresta che cresce di Veneto, e dico scusa, abbiamo fatto tutti questi sacrifici, ma dobbiamo tornare a chiuderci in casa? E io dico, decisamente no, con l'84,6% di vaccinati, però bisogna un minimo
di quello che si dice, insomma, io non aggiungo altro. Passerei la parola all'assessore Lanzarin che vi dà un aggiornamento sullo stato dell'arte di chi oggi dobbiamo vaccinare e della terza dose. Prego. Se sei a posto. Sì, allora, voi sapete insomma che sono arrivate le varie circolari negli ultimi 2 giorni, no? Per quanto riguarda la terza dose. Allora, riepilogando, noi la terza dose a chi la stiamo facendo oggi? Noi stiamo facendo la terza dose ai cosiddetti super fragili di qualsiasi età, quindi non c'è categoria di età, purché abbiano appunto le caratteristiche dei super fragili, quindi definite, e poi tutti gli altri over 60, quindi quelli che hanno più di 60 anni e devono avere avuto la somministrazione del ciclo completo dopo 6 mesi. Oltre a questi i sanitari. Quali sono le novità delle ultime 48 ore? Che sapete AIFA si è pronunciata per quanto riguarda coloro che avevano fatto il vaccino Johnson & Johnson, in cui AIFA, e quindi è arrivata la circolare del Ministero, dice coloro che hanno fatto questo vaccino, e in Veneto sono 76.000 circa che hanno fatto il vaccino Johnson & Johnson, possono, quindi sempre su base volontaria, fare la dose booster qualsiasi età, quindi anche coloro che l'hanno fatto a 20, a 30, a 40 o a 50 anni, non c'è più il limite dei 60 anni, possono fare la dose booster con un vaccino RNA, quindi Pfizer con somministrazione completa o Moderna, mezza somministrazione, come dice sempre AIFA e EMA, dopo 6 mesi. Quindi tutti coloro che hanno fatto Johnson & Johnson e vogliono fare la dose addizionale, quindi la dose booster, possono prenotarsi tramite il nostro portale. Abbiamo già predisposto che ci siano inseriti i codici in modo che uno si possa prenotare. L'altra novità è quella legata invece a quelli che hanno fatto un vaccino non riconosciuto dagli enti regolatori, ossia non riconosciuto da EMA e da AIFA, quindi per quanto riguarda l'Italia, che sono quelli che hanno fatto Sputnik, per capirci, che possono fare anche loro la dose aggiuntiva booster, sempre con un vaccino RNA, quindi Pfizer Moderna, dopo 28 giorni e entro i 6 mesi. Quindi in questo caso metto dei 28 giorni e entro i 6 mesi. Ultima questione. Si hanno fatto le 2 dosi, sì. Se no? Se hanno fatto una dose... No, se hanno fatto una dose, poi devono fare il ciclo con le 2 dosi. Il completo nostro. Se hanno fatto solo una dose di Sputnik, io do per scontato su quelli che hanno fatto le 2 dosi, quindi fanno una dose completa. Allora, come siamo noi con le terze dosi? Negli ultimi giorni stiamo crescendo molto, facciamo anche 7.000, insomma è oggi quello che occupa di più nelle somministrazioni giornaliere. Questo perché proprio da questa settimana arriva la platea maggiore di quelli che hanno chiuso i 6 mesi, gli over 60, quindi che hanno chiuso i 6 mesi e che quindi possono fare la dose aggiuntiva, la dose booster del vaccino, la cosiddetta terza dose. Quindi noi prevediamo che da questa settimana in poi cresceremo molto per quanto riguarda le terze dosi, anche perché, ricordiamolo, sono entrati in piena operatività da lunedì gli medici di medicina generale, quindi 3.000 medici di medicina generale, che stanno proponendo terza dose e anti-influenzale ai propri assistiti. Domande ragazzi? Sul Covid. Prego. Sì, buongiorno Presidente, buongiorno Assessore. Mi ha un po' preceduto sul discorso delle terze dosi. Mi sembrava che ci fosse invece un andamento piuttosto lento in questi giorni. Ieri, per esempio, l'Istituto GIB ha diramato una statistica che metteva il Veneto abbastanza indietro nella percentuale di terze dosi. Forse è una questione... No, ma c'è una spiegazione, guarda. Io direi, vediamo le puntate precedenti. Vi ricordate che 6 mesi fa dicevano che il Veneto non stava vaccinando? Siamo andati avanti 2 settimane con questa storia, quindi noi stiamo semplicemente portando avanti, replicando la situazione di 6 mesi fa, quindi ogni giorno sono 6 mesi fa, quindi adesso andiamo crescendo e quindi quando arriveranno i 6 mesi del giorno delle 40.000 dosi avremo 40.000 potenziali terze dosi, tutto qua. Ecco, non guardate il dato puro perché ogni regione ha una storia a sé. Noi non possiamo vaccinarli perché non ce li abbiamo con i 6 mesi, questo è il problema. Dopodiché vi ricordo che c'è l'accesso volontario,
Per la terza dose accesso volontario, quindi over 60, e quindi anche qui bisogna che voi ci diate una mano a comunicare di questa opportunità. Tanto è vero che ho invitato il professor Palù, posso già annunciarlo, per parlare della terza dose ai cittadini, quindi lo farò in una diretta con tutti voi. So che il vostro appuntamento è seguito nei giornali piuttosto che in TV o nelle radio, e parlerà perché si fa la terza dose, quindi spiegherà che c'è sta botta di anticorpi che dovrebbe chiudere sta partita, soprattutto per le varianti, da quel che mi diceva, ma lo dirà lui, insomma. Hai altro? Una cosa, ma non è una domanda, è una... Prego. È una richiesta che arriva da alcuni lettori, magari se lo dico all'assessore Nazzarini, che è sempre puntuale su queste cose, magari in uno dei prossimi punti stampa chiedono di sapere, di accedere all'elenco dei farmaci per i quali nei confronti dei quali è sconsigliata la terza dose, perché la dottoressa Russo in un punto aveva accennato al fatto che ci sono persone che assumono farmaci particolari e l'assunzione di questi farmaci può essere incompatibile con la terza dose, e aveva aggiunto esiste un elenco, le persone chiedono di poter sapere dove trovare questo elenco. Ecco. Tutto. Metteremo a disposizione questo elenco, lo chiediamo alla dottoressa Russo ed eventualmente, se no, quando viene il professor Palù, direi sì, invitiamo entrambi. Grazie per averci detto questo. Prima il Presidente ha parlato di come sta andando l'andamento, non c'è stata questa esplosione negli ultimi giorni, ma soprattutto gli ospedali sono sotto controllo. Avete fatto una proiezione di come sarebbe con questa diffusione del virus l'occupazione degli ospedali senza vaccini? Sì, l'abbiamo fatta, abbiamo una proiezione che ci porta a un 10% nel giro di quanto? 10 giorni, una decina di giorni di occupazione. Ovviamente questa ha un'attendibilità che è molto ballerina, no? Come fare la previsione del tempo di dire se sarà sole oppure no a fine febbraio. Però insomma, valutando i dati, loro cosa dicono? Se il trend è questo, se le variabili sono queste, potrebbe essere che se questo flusso non si ferma perché per tutta una serie di dinamiche si può arrivare al 10%, cioè vuol dire che c'è il rischio concreto dopo di cominciare a valutare il cambio di zona, e io non voglio arrivare qua, noi non vogliamo arrivare qui. Questo è lo stato attuale. Se non ci fossero stati i vaccini, a quando abbiamo lo studio ormai quasi completato che abbiamo chiesto di fare, ci hanno lavorato sopra veramente tanto, e io ho dato un'indicazione, abbiamo dato assieme un'indicazione di farci uno studio scientifico, quindi c'è l'università di mezzo, ci sono i nostri della prevenzione, di uno scenario zero. Io l'ho definito della selezione naturale, cioè noi apriamo gli ospedali al mattino, facciamo le nostre robette, arriva il Covid il 21 febbraio, la gente va dal dottor Ciama, nessuno fa comunicazione, non faccia niente, arriveranno al pronto soccorso, li ricoveriamo, e quindi abbiamo uno scenario di quanto sarebbero andati in tilt gli ospedali e di quanti morti avremmo avuto. Questo ve lo presentiamo in uno scenario drammatico, ma io ho voluto farlo perché a forza di sentirmi dire che non è un problema, che se guarisse tutti a casa, allora vediamo, cioè al di là che io e lei potremmo essere, come si può dire, due venuti giù con la piena del Piave, Brenta e Piave. Però è altrettanto vero che abbiamo 54.000 persone negli ospedali, nei 68 ospedali, dei quali 12.000 sono medici, più altri 3.300, 3.500 medici di base o pediatri di libera scelta. Non penso che abbiamo un popolo di deficienti, no? Nel mondo scientifico. E quindi è giusto disegnare lo scenario apocalittico, che è quello lì, però almeno uno dice, guarda, questo era quello che dicono gli esperti sarebbe accaduto. Che sono gli stessi esperti che ci davano gli algoritmi per le previsioni e non li hanno cannati. Prima e seconda fase i nostri algoritmi erano in linea, non è roba facile. Prego. Ciao Presidente, onestamente però i vaccini funzionano ed è dimostrato dai dati, però ti chiedo, pensavi onestamente all'inizio dell'anno, quando è iniziata la campagna, fossero più risolutivi? Ma guarda, noi abbiamo, ti do solo un dato, i cittadini in età vaccinabile non vaccinati
in età lavorativa, cioè quelli che non si sono vaccinati, che potrebbero potenzialmente andare a lavorare in Veneto, dai 18, li abbiamo messi dai 18 ai 65 anni, sono 590.000. Perché ti dico questo? Perché dobbiamo considerare che noi abbiamo non solo un 15% di veneti che non si è vaccinato ancora oggi, alcuni non si possono vaccinare, ma fanno parte di una categoria che non è che sta chiusa in casa. Se ne ho 590.000 in età lavorativa, sono veneti che si muovono, no? In linea teorica. Molti sono cinquantenni, quarantenni. Quindi capisci che questo è il dato. Quindi io penso che il vaccino oggi ci permette di fare una vita. Io lo considero che l'effetto sia assolutamente positivo. Solo che, sai, la mobilità che c'è è una mobilità importante. Dopodiché il vaccino, ragazzi, quando io vi dico 3% di occupazione degli ospedali, cioè, vi ricordo solo che noi a fine dicembre senza il vaccino avevamo 3.000 persone in terapia, in corsia e 500 in terapia intensiva. Cioè Questo siamo d'accordo, però ecco, siamo qui che diciamo attenzione, possiamo cambiare colore. Quando mi ricordo prima dell'estate stavamo dicendo già da settembre siamo all'80% e si parlava già di immunità di gregge. Ecco, facciamo un esempio così la signora Maria lo capisce ancora più velocemente. La condizione pre-vaccino era un'infezione che era un campo minato. Tu uscivi di casa, ogni posto dove mettevi i piedi saltavi per aria. È arrivato il vaccino, ha bonificato il campo minato, però non tutte le mine le ha tirate su. Allora io dico, cavoli, se camminate sul prato, sappiate che qualcuna potrebbe essere ancora in giro. Evitate di fare i salti, camminate con tranquillità, la vedete, ma cercate di tutelarvi. Quindi noi abbiamo sminato il campo, ma non del tutto. Questo è l'esempio che dobbiamo fare ai cittadini. Hai ragione, perché se uno dice ma allora il vaccino non funziona. No, non era quello, era solo una sensazione, la speranza. Io ricordo la professoressa Tacconelli che diceva l'anno scorso, Capodanno 2022, cioè 2021, grande festa senza mascherine, quello era il suo... Se ci fossimo vaccinati tutti, penso che non si sarebbe qui. Allora, fanno gli esempi. La Germania, attorno all'infezione, ha avuto 194 morti in un giorno. Sì, ma avete visto i dati? Non vaccinati. Se siete andati a vedere le cronache dei giornali, parlano di una... Loro l'hanno definita la pandemia dei non vaccinati. Cioè, io non c'ho nulla contro i non vaccinati, c'è anche persone che conosco che hanno paura di vaccinarsi, sono vaccinati. E io rispetto l'idea di tutti. Però bisogna prendere atto che è così. Cioè, la terapia intensiva noi la stiamo gestendo ormai per i non vaccinati. Prego, Antena 3. Presidente, posso aggiungere solo una cosa su questo? Cioè, noi vediamo che abbiamo anche dei difficoltati dentro le case di riposo, lo sapete, no? Esatto. Abbiamo avuto tipo Conselve, c'è Villa Bartolomea anche qui a Verona, insomma c'è Unità a Vicenza, la Mona ha iniziato ad avere qualche caso, quindi dentro le case di riposo sono tutti vaccinati, stavano tutti facendo anche la terza dose, qualcuno l'aveva anche fatta ma non hanno passati i 14 giorni, perché la terza dose, ricordiamo, che per avere effetto bisogna che passino poi i 14 giorni come le altre due dosi, però comunque sono tutti decorsi che non hanno impatto, nel senso che sono farmaci sintomatici con lievi sintomi, vengono gestiti dentro le strutture e si negativizzano con più velocità, molto più velocemente, e questo è solo l'effetto del vaccino. Sì, su ha detto Antena 3, Rete Veneta, Media Nord-Est. Presidente, allora lei ha fatto riferimento prima a quanto sta accadendo in Friuli Venezia Giulia e più precisamente a Trieste, un focolaio, 150 persone, un cluster che è riconducibile alle manifestazioni che ci sono state. Ecco, c'erano molti veneti anche a queste manifestazioni, ci sono molte manifestazioni in Veneto. Nel numero di contagi in aumento che si sta registrando in questo momento, si riesce a capire o si sa o sapete se ci sono contagiati riconducibili alle manifestazioni, alla partecipazione a manifestazioni come queste? No, anche perché noi oggettivamente viene fatto il contact tracing, ma poi sta nella disponibilità del singolo dire io sono stato a manifestare lì piuttosto che da un'altra parte, oppure dire non so dove l'ho preso, no? Non ve lo so dire. A noi comunicazioni oggi ufficiali dagli interessati positivi di manifestazioni su Trieste non ce ne sono state fatte. Immagino che qualcosa possa essere arrivato anche in Veneto, ma non ve lo so dire.
tampone ovviamente non dicono, cioè dipende da cosa viene detto. Possono dichiarare quello che vogliono, nel senso che il cittadino dichiara i suoi contatti stretti, dichiara l'eventuale genesi dell'infezione, ma potrebbe anche non dichiararla. Cioè, uno dice sono andato al battesimo piuttosto che dice sono andato a Trieste, oppure uno dice no, non lo so. Prego. Allora io, Mariana Peluso, Corriere Veneto, sì, prego. vorrei chiedere una cosa, vorrei sottoporre una questione di un ospedale di provincia che però temo non sia un caso isolato. Vale a dire Bovolone, qui in provincia di Verona, c'è un pronto soccorso che è aperto pochi mesi fa e poi è chiuso per mancanza di medici. È stato fatto un bando recentemente ma è andato deserto. Cosa si può fare per potenziare questi ospedali piccoli? Lei era bovolologa. Bovolone. No, non è che c'è il problema oggi della carenza dei medici, l'abbiamo ripetuto. Oggi è un problema di dimensioni colossali, cioè tipo si diceva anche, hanno provato anche, mi dicevano all'università, hanno aumentato la specializzazione delle borse di studio, tipo su emergenza-urgenza non c'è neanche più iscrizione, quindi probabilmente bisogna anche cercare di attirare un po' di più rispetto a uno che decide di fare il percorso su emergenza-urgenza. Quindi questo è un problema che abbiamo ormai in territorio, ormai in ospedale, e che c'è stato l'aumento delle borse di studio, sapete, di specializzazione passeranno quasi a 12.000, che però non avremo i risultati nei prossimi anni, ma tra qua 5-6 anni. Quindi è chiaro che oggi c'è un problema che deve essere gestito, lo stiamo affrontando anche in Commissione Salute a livello nazionale. Non abbiamo soluzione. Considerate che se oggi i medici ce lo possiamo attribuire, hanno la possibilità di restare al lavoro fino a 70 anni, e grazie alla battaglia che io ho fatto a livello nazionale. Ma aggiungo di più, vi ricordo che quando in pre-Covid era l'estate 2018, noi siamo stati quei folli che hanno tentato di rompere il muro assumendo 300 giovani medici, laureati, abilitati ma non specializzati, per introdurli nei nostri pronto soccorso del Veneto. Non so se vi ricordate che dibattito ne venne fuori. È arrivato il Covid, io penso che ce li siamo andati ad assumere il giorno della laurea, perché poi andava bene tutto, quindi anche lì il Veneto veramente ha fatto scuola sul buttare il cuore oltre l'ostacolo rispetto alle professioni sanitarie e alle assunzioni. Il problema è che non ci sono, è sbagliata la programmazione, borse di studio, c'è scuole di specialità che servono, ma ci vogliono anche i numeri. Basta ragazzi? Si può passare a politica o niente? Sì, aspetta, però prima finiamo il Covid. Sempre parlando di numeri, visto che prima si parlava di Trieste, in realtà soltanto ieri qui a Verona c'erano 181 casi, di cui la maggior parte nelle scuole elementari. Vorrei sapere come vede questa situazione. Ecco, mi aggancio se posso alla collega, anche a Padova c'è un alto numero di contagi, è la quinta provincia addirittura in Italia per numero di contagi, ci sono delle aree che vi preoccupano. No, cioè noi abbiamo una situazione sotto controllo e anche variegata, dopodiché vi ricordo che qui la virtuosità vuol dire 100.000 tamponi al giorno, perché se ne facciamo metà saremmo la regione che ha meno positivi, perché io guardo l'incidenza, se voi vedete la tabella degli SS che nessuno poi trova o riesce a scovare, c'è una tabella che dice la percentuale di positivi sui tamponi che fai, e rovescia tutto il ragionamento, cioè se guardiamo i numeri assoluti sì, ma perché facciamo più tamponi? Ma la mia incidenza di oggi è 0,78 di positivi sui tamponi fatti. Altro? Prego. Era sulle scuole, mi agganciavo, ci sono parecchi casi anche per quello che riguarda i bambini più piccoli, quindi con la chiusura di classi, sezioni intere, addirittura di scuole intere, questo può diventare un problema per qui noi abbiamo fatto scuola, perché anche adesso stamattina lo diceva la dottoressa Russo, l'ACDC, che è l'organismo delle pandemie europeo, ha emanato nuove linee guida per la scuola e ipotizza addirittura fino ai 2 casi di non fare la quarantena ma queste qua sono le linee guida del Veneto che ha portato a livello nazionale, che poi qualcuno le avrà viste, cioè, vi ricordate quando dicevo guardate che noi stiamo lavorando per non chiudere le classi, quindi fino ai 2 positivi non si fa. Peraltro il CDC oggi ha emanato anche un altro provvedimento che prevede, si comincia a ragionare sull'ipotesi di non far quarantena al vaccinato.
che è un'altra roba non irrilevante su questo discorso, quindi un motivo in più insomma per valutare la vaccinazione nella totale libertà di scelta. Non è una privazione della libertà, perché io trovo corretto che ognuno faccia quello che vuole. Se avete finito, ultime domande, prego. Prego. Sul Consiglio federale della Lega di ieri leggevo parlando di tregua armata. Qual è il commento? Ma cosa vuoi? Ci hanno fatto dei titoli, potevate scrivere ci siamo sbagliati, no? La tregua armata ci sta di più, no, nel senso, scusatemi, è stata una bella riunione, durata 3 ore, penso, o anche di più, non so, sulle 3 ore. Tutti hanno detto la loro, non c'è stato nessuno, come si dice, cos'era? Filippo è esperto di storia, l'indice, no? No, l'indice, l'imprimatur, l'indice, nessuno è stato messo all'indice. Quindi ognuno ha detto la sua, io ho detto la mia, gli altri hanno detto. Poi il segretario, che è il nostro segretario, nessuno ha messo in discussione la figura del segretario, ne ha fatto una sintesi. Peraltro c'è un'assemblea federale il 11 e 12 di dicembre. Ci sarà modo appunto di affrontare nuovamente questi temi partendo da un documento di base. Insomma, io ho parlato di autonomia, per dire, ieri, no? Nessuno l'ha scritto, ma perché giustamente non si poteva sapere. Penso che l'autonomia per noi resti uno dei temi grandi e strategici, ma tutti hanno convenuto ieri alla riunione su questo tema. Noi sull'autonomia veramente stiamo investendo tanto e dobbiamo chiuderla sta partita. Però insomma direi che adesso dobbiamo pensare ai problemi dei cittadini, il dibattito c'è stato, punto. Filippo, te basta, no? No. Ma sapete qual è il problema suo? Che ha fatto la strada? Sì, da Padova. Da Padova adesso deve tornare a casa con qualcosa? Però te ne do io una. C'è il cluster di Abano. Noi dobbiamo dare una mano agli albergatori. Non esiste che passa l'idea che non si va alle terme perché c'è il cluster di Abano. Non c'è mica il serpente, il drago che viene fuori dalle grotte. È come dire che c'è il cluster su una scuola e nessuno va più a scuola. No, è tutto sotto controllo, quindi l'invito ai cittadini, per favore anche la stampa nazionale, le nostre terme sono aperte, abbiamo i circuiti termali più belli del mondo. Noi abbiamo il fango vero, l'acqua termale vera, non ci inventiamo niente, fra l'altro certificata con azioni anche anticancerogene. Sul serio i nostri fanghi sono certificati, quindi invito tutti anche a dare un segnale adesso che avete un po' i fine settimana, nebbietta, ste robe, infiate freddo, terme, date le terme, Abano, Montegrotto, insomma i nostri circuiti termali, c'è anche la piscina più profonda del mondo, quindi approfittatene, non fate questa azione di involontario boicottaggio delle terme perché avete letto da qualche parte, anche forse avete un po' esagerato con i titoli. E bisogna dare una mano alle terme, ragazzi, è tutto sotto controllo. Ci andrei io a dare una dimostrazione, che se mi vado alle terme è come quella volta che ho mangiato la coscia di pollo per l'aviaria, sempre che magna, ci ha girato una foto con la coscia in mano per anni. Se vado alle terme, pensa cosa che fa, approfitta della campagna. Noi preferiremo che venisse l'assessore Nazzarini senza... Vai alle terme, è una buona idea. No, si può fare una domanda sul Consiglio federale? Prego. No, allora, benissimo ciò che ha detto, ma al di là di tutto, poi come dire, tutto si può annacquare, ma Salvini e Giorgetti hanno espresso delle posizioni diverse nei giorni scorsi. Siccome sono persone razionali, non sono dei minus abes, è possibile che nell'ambito di una riunione durata qualche ora queste differenze, non di poca cosa, penso al rapporto con l'Europa, alla collocazione nel Parlamento europeo, si siano dissolte? Guarda, mi sembra strano. Se tu discuti con tua moglie, nell'arco di qualche minuto trovi subito l'accordo, giusto? No, insomma. Non è così a casa tua? Non sempre. Vabbè, dai, insomma, io voglio dire una roba, se fossimo un partito che fa le riunioni nelle cabine telefoniche, capite che la soluzione la si trova sempre. La verità è che siamo un grande partito, abbiamo 800 sindaci, abbiamo i governatori. Ecco, io ho detto una cosa che continuo a dire, noi siamo un partito di governo a prescindere dalla nostra posizione, un partito come il nostro, se ci pensate,
che sia maggioranza sia l'opposizione ha sempre, come si può dire, quello stile di governo, perché comunque rappresenta territori governati, eccetera. Per cui io penso che ci stia fino in fondo, che ci sia un dibattito, no? Non sarà mica il 100% dei leghisti convinti che sia buona una soluzione o l'altra. Dopo ci deve essere una sintesi, adesso vedremo quali saranno poi le soluzioni che il segretario adotterà. Ma guardate, di certo una roba, la Lega non è nata per avere le correnti, punto. Ma lo dico io che sono visto come quello che è sempre bastian contrario, che rompe le balle, ma la nostra forza è quella della graniticità e così deve restare. Anche perché noi ci abbiamo investito tanti anni, noi abbiamo iniziato tutti da studenti, cioè io, Giorgetti, Salvini, cioè che siamo quelli da prima ora, eravamo tutti studenti universitari, sì, passava qualche anno. Filippo, quindi il titolo quale sarà? Zaia ha ragione. Non lo esageriamo. Mi trattate male. Ringrazio l'Arena perché mi ha pubblicato la foto col cavallo. Dove sei qua l'Arena? Eccoli qua. Grazie. No, è il giorno da Fiera Cavalletti, pubblicherà la foto del cavallo, no? No, anche dentro ho visto, sì, grazie. Ho visto. No, vabbè, grazie a tutti per il lavoro che fate per una fiera che è fatta in un periodo un po' complicato. Però adesso non dovrei dirlo io, stamattina parlavo col dottor Mantovani, diceva che sono sull'80% delle presenze rispetto allo storico, e considerando che ci sono 2 weekend, forse fermo anche a bingo, no? Cioè questa è promozione e economia per il Veneto, Immaginare che salito sul cavallo, quindi se va alle terme, a parte il fatto di mangiare, magari si mangia sul cavallo, chissà quante parole che sono riuscito a fare sui social. Abbiamo un popolo di odiatori, il gang ha tanto tempo libero. Sapete cosa guardo io dei commenti? L'orario dice tutto. Nessuno li fa di notte e dici povero, si è anche messo l'impegno. 3 del pomeriggio, 4 del pomeriggio, mattina è 10 e mezzo, alle 7 del mattino nessuno che fa commenti. Chissà perché. Grazie, buongiorno e grazie per essere venuti qui a Verona, soprattutto chi viene da distante. Grazie. Ecco, allora è terminata, dunque avete sentito la conferenza stampa da Verona, dalla Fiera di Verona del Presidente della Regione Luca Zaia, con tutti i dati e gli aggiornamenti relativi all'andamento della pandemia nel nostro territorio. Abbiamo 2 aggiornamenti per quanto riguarda la cronaca, uno relativo ad una truffa per l'assistenza ai migranti a Verona, con un sequestro di 12 milioni di euro da parte della Guardia di Finanza, un'indagine su una società sportiva con 700 migranti accolti appunto in maniera illegale dal 2016 al 2018. E poi c'è anche un'altra notizia relativa ad un compro-oro, ci arriva da Rovigo questa, un compro-oro che riciclava refurtiva, e c'è stato quindi un arresto nel Rodigino, scoperto da un'operazione congiunta tra Carabinieri e Guardia di Finanza, nascosti al fisco 300.000 euro. Questi dunque gli aggiornamenti di cronaca. Io vedo che si è già collegata intanto la nostra prossima ospite, la ringrazio per essere con noi, grazie a Sara Moretto, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati. Buongiorno onorevole, grazie per essere con noi. Parleremo con lei parleremo con lei di Autostrada 4 e di questo rebus, diciamo, sui soldi appunto della terza corsia. Mi chiamano però dalla regia la pubblicità, ci fermiamo quindi per qualche minuto, il meteo e la pubblicità, poi torniamo dall'onorevole Moretto. A tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in aumento, il tempo migliora sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 5 novembre. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, parziale nuvolosità alternata a schiarite anche ampie, specie nelle ore centrali della giornata. Sulla pianura possibile presenza di nebbie notturne, ma in dissolvimento al mattino. Temperature
temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime invece tra i 12 e i 16 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, qualche addensamento, ma del tutto innocuo. Temperature minime tra 3 e 10 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo la stessa situazione, bel tempo e tanto sole un po' su tutti i settori. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sugli 11 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Saluto nuovamente, la ringrazio per essere con noi, all'onorevole Sara Moretto, capogruppo di Italia Viva alla Camera. Buongiorno di nuovo, onorevole. Allora, dicevamo autostrada A4, perché sta facendo molto discutere in queste ore la notizia di questi denari, 440 milioni di euro, che erano previsti nel decreto infrastrutture per il completamento della terza corsia, che sarebbero stati dichiarati, questo emendamento sarebbe stato dichiarato inammissibile e sostituito con un ordine del giorno molto più generico che impegna il governo ad assumere le iniziative necessarie per il completamento dei lavori. Quindi che cosa è successo, onorevole Moretto? Io credo che ci sia necessità di una piccola correzione rispetto alle informazioni che sono circolate, ma che cambia profondamente il senso di quello di cui stiamo discutendo. Il decreto infrastrutture non ha mai previsto il finanziamento della terza corsia A4, ma semplicemente perché, come sostengo da mesi, ogni ragionamento su un finanziamento pubblico della terza corsia si può fare solo dopo che si è completato il passaggio dall'attuale Autovie Venete, che è una concessionaria in prorogatio, in scadenza, con la nuova concessionaria, la società Autostrade Alto Adriatico. Quando sarà completato questo processo ci sarà un soggetto titolato a ricevere eventualmente delle risorse pubbliche. C'è stato un emendamento da parte di una collega che però lo ha prontamente ritirato proprio perché si sapeva che diciamo, non sarebbe potuto essere approvato in questo decreto. Quindi oggi l'urgenza non è stare a vedere se c'erano o non c'erano queste risorse nel decreto, e vi assicuro che non c'erano, ma anche che l'emendamento è stato ritirato dalla stessa proponente proprio per i motivi che vi dicevo prima. L'urgenza oggi è concludere il passaggio della concessione al nuovo soggetto che sarà completamente pubblico, che sarà titolare della concessione per 30 anni e che quindi avrà la possibilità poi di attivarsi per reperire le risorse. Premesso che comunque il piano economico finanziario che ha presentato Società Autostrade Alto Adriatico prevede che l'opera si finanzi con i pedaggi senza alcun aumento. Ecco, quindi diciamo di fatto quando potremo vedere secondo lei una soluzione a questa questione, no? Perché al di là poi di quelli che possono essere i cavilli o comunque tutti gli aspetti diciamo appunto normativi, quello che interessa ai territori è di vedere andare avanti questi cantieri. Purtroppo ogni giorno o quasi raccontiamo nei nostri telegiornali la situazione difficilissima che si vive lungo questa arteria, con continui incidenti, chiusure di caselli, chiusure di tratti autostradali, quindi con conseguenze sicuramente pesantissime, sia per quanto riguarda in primo luogo naturalmente le vite umane, purtroppo delle persone che muoiono in questi incidenti, e sono davvero tante, se non sbaglio addirittura 13-14 nel giro di pochi mesi, quindi insomma una vera e propria strage, ma poi ci sono anche tutte le conseguenze economiche, no? Sui territori, le code, i disagi e quant'altro. Quindi quando si potrà in qualche maniera sbloccare questa situazione, onorevole?
Guardi, io percorro quel tratto autostradale più volte alla settimana per spostarmi, per lavoro e anche per piacere, quindi conosco il grado di pericolosità e purtroppo assisto come tutti voi a quelle tragedie che poi costano vite umane, quindi sull'urgenza di concludere le opere relative alla terza corsia credo che non ci sia alcun dubbio e nessuno lo sottovaluti. È per questo che credo che sia necessario anche fare chiarezza. Lei dice giustamente non perdiamoci nei cavilli, però raccontiamo anche ai cittadini che aspettano quest'opera come sono andate realmente le cose. Il passaggio alla nuova società concessionaria, che quindi è quella che poi farà le opere, è stato rallentato un po' per mancanza di attivismo da parte anche dell'istituzione regionale, della Regione Veneto, e un po' anche perché Autovie Venete in questi mesi ha fatto anche dei ricorsi relativi al valore delle quote. Ci sono stati vari passaggi che hanno rallentato il passaggio di consegne. La nuova società, grazie alla titolarità della concessione, potrà poi attivarsi per la realizzazione dell'opera, che comunque per le incombenze tecniche che richiede necessiterà ancora di alcuni anni. Io mi auguro che questi siano ridotti il più possibile, ci stiamo impegnando anche come forza politica, come Italia Viva, per far sì che tutte le opere abbiano una celere realizzazione, che si semplificano i procedimenti, e da parte mia, come già lo sanno, sono alla disposizione massima anche della nuova società Autostrade Alto Adriatico per agevolare la realizzazione dell'opera. Hanno presentato un cronoprogramma che non dispongo e che sto chiedendo, ma seguo l'opera settimanalmente direttamente al Ministero. Anche la scorsa settimana ho incontrato dirigenti e la vice ministra Bellanova, perché credo che proveniendo da questo territorio non possa non occuparmi ogni giorno di quest'opera prioritaria. Ecco, sicuramente, ma secondo lei, diciamo, questo passaggio quando si potrà concretizzare? Perché se abbiamo capito, insomma, che questa è la chiave di volta, finché non ci sarà il passaggio non si potrà procedere, insomma, con le fasi successive. Quando potremo assistervi? Una volta smaltite, diciamo, gli ostacoli di cui parlavo prima, la società Autostrade Alto Adriatico ha presentato tutta la documentazione al Ministero, che conta di poter portare tutto per la delibera definitiva al CIPES entro fine dicembre. La scadenza di dicembre è assolutamente dirimente, perché consente di mantenere la programmazione e di agevolare l'opera. Non dobbiamo assolutamente scavallare all'anno prossimo, quindi io conto, secondo gli impegni del Ministero delle Infrastrutture, che tutta la procedura di passaggio si concluda entro la fine dell'anno, quindi del mese di dicembre. Quindi insomma ormai siamo agli sgoccioli, non dovrebbe mancare molto, e speriamo che dopo, una volta effettuato questo passaggio, si possa procedere con i cantieri e naturalmente che si trovino i soldi poi per farli anche questi lavori, per ultimare questi lavori, perché sappiamo che uno dei nodi poi che hanno bloccato ultimamente l'iter è proprio questo. Assolutamente, dopo che ci sarà chiarezza del quadro, l'impegno massimo deve essere nell'avviare immediatamente i cantieri, nel reperire le risorse che, come ripeto, stanno all'interno del piano economico finanziario in autofinanziamento, ma che non escludono anche che ci siano altri contributi, che ci sia l'accesso anche a finanziamenti europei. Credo che però se tutto va come deve andare, io mi impegnerò per questo e mi auguro che anche le altre istituzioni, dalla Regione agli altri colleghi, si impegnino su questo, tutto si concluda entro dicembre e che si possa quindi poi impegnarci esclusivamente sul reperimento delle risorse e sull'apertura dei cantieri. Grazie, io la ringrazio davvero, onorevole Moretto, anche per averci chiarito l'importanza di questi passaggi e esattamente, insomma, di quello che è accaduto, e speriamo naturalmente che entro l'anno si possa finalmente vedere questo passaggio di consegna alla nuova società e quindi poi procedere più spediti con l'iter dei lavori. Grazie a Sara Moretto, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati. Buon lavoro. Grazie a voi, grazie, buon lavoro. Un saluto, grazie. Allora noi ora cambiamo
cambiamo argomento, parliamo di scuola. Vedo che sia collegato il nostro prossimo ospite. Grazie e benvenuto ad Andrea Mangano, direttore generale del CFP di Fonte in provincia di Treviso. Buongiorno direttore. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Buongiorno. Allora, vorrei ricollegarmi proprio per partire con questa intervista con quanto abbiamo detto proprio nella prima parte della nostra diretta, non so se lei è riuscito a seguire, ma insomma parlando con l'Associazione dei Costruttori Edili è emerso l'enorme problema che c'è di reperire manodopera specializzata, no? Quasi che i giovani, si faceva l'esempio quasi scherzando dei bimbi, no? Che da piccolini hanno come gioco preferito quello della betoniera o della ruspa con la sabbia, poi però una volta cresciuti disdegnino queste professioni, possiamo dire più manuali. Ecco, al di là insomma dell'esempio, in che maniera gli istituti professionali possono venire incontro a quelle che sono le esigenze dei ragazzi e delle loro famiglie, ma anche a quelle del mondo del lavoro, no? Perché c'è una grande richiesta di professionalità che si faticano a trovare. Ha detto proprio bene, la difficoltà è elevata perché di fatto anche a seguito della situazione pandemica che ha un po' bloccato l'economia siamo in un momento di forte ripresa dalla manifattura al mondo artigianale e la scuola cerca di venire incontro alle imprese innanzitutto facendo una sinergia fortissima con il mondo delle imprese in modo tale da collegare le loro necessità con la parte didattica tecnica professionale che noi veicoliamo ai nostri ragazzi. E l'altro aspetto su cui noi insistiamo e lavoriamo molto è tutto il tema dell'orientamento che svolgiamo nelle scuole medie, dove cerchiamo di far capire ai ragazzi quanto avere un'attitudine professionale non sia essere meno rispetto ad un ragazzo che frequenta un liceo, perché sono i numeri che confortano la situazione. Noi abbiamo un 80% di occupati al termine dei 3 o 4 anni di esperienza in una scuola professionale, quindi l'inserimento lavorativo è immediato, quindi è proprio su questo punto su cui le istituzioni devono insistere, cioè è quello di far capire alle persone che il mondo professionale è un mondo dove si svolgono dei lavori altamente qualificati. Ecco, mi dicono dalla regia che si è anche collegato al nostro prossimo ospite, che è il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco, e la ringrazio naturalmente, sindaco, per essere con noi, e mi fa piacere che si siano incrociate, diciamo accavallate queste due interviste, proprio perché sappiamo il ruolo fondamentale, no? Che anche ha la provincia nella scuola, no? Nella organizzazione degli istituti scolastici, ed è questo anche un argomento, diciamo, che l'ha sempre vista particolarmente attento e particolarmente sensibile, no? Sì, buongiorno a lei e buongiorno ai telespettatori. Effettivamente rispetto alla competenza sull'edilizia scolastica che fa capo alla provincia, insomma, qualche soddisfazione è arrivata negli ultimi anni nella capacità di intercettare fondi e poi calare a terra i progetti. Ma ascoltavo con attenzione anche la parte finale dell'intervista dell'ospite e mi è venuto in mente ad esempio che al di là delle istituzioni serva e sia fondamentale anche la collaborazione con il mondo del lavoro, che passa attraverso il dialogo con le associazioni di categoria. E recentemente a Castelfranco Veneto Confartigianato ha sottoscritto un accordo con l'IPSI e Galileo Galilei per far sì che lo studente possa fare un percorso formativo anche all'interno dell'azienda, riconoscendogli un particolare status, e questo dà se non altro il risultato che coloro che finiscono il percorso scolastico a quell'istituto professionale hanno un'altissima percentuale di inserimento nel mondo lavorativo.
Ecco, quindi direttore Mangano, in questo senso diciamo la vostra attività come si colloca, no? Perché è molto importante attivare questi canali proprio con il mondo del lavoro, con il mondo delle imprese, per indirizzare poi anche i ragazzi e far sì che una volta terminati gli studi possano anche trovare facilmente un'occupazione, per esempio magari per quanto riguarda il vostro istituto. Certo. Che percentuali ci sono poi di ingresso nel mondo del lavoro dei ragazzi? Beh, guardi, rispondendo alla sua ultima domanda, in termini percentuali oscilliamo sull'80%. Noi siamo in grado di qualificare una media di 150-160 ragazzi ogni anno, quindi consideri che l'80% ha un contratto di lavoro immediato e la settimana successiva al termine degli esami sono già inseriti in azienda. Per tornare invece alla connessione con il mondo imprenditoriale, il mondo artigiano, ad esempio noi siamo in forte sinergia con la Confartigianato e abbiamo rilevato come, faccio un esempio del settore dell'automotive, della meccatronica, era emersa la forte esigenza di saper affrontare dal punto di vista tecnico tutte le nuove vetture ibride che ci sono oggi in circolazione. Il mondo artigiano, il mondo imprenditoriale ci ha segnalato questa difficoltà, la scuola in maniera estremamente flessibile ha orientato quindi la propria didattica per far sì che i ragazzi venissero formati su queste tematiche, così che una volta usciti dal mondo scolastico fossero già pronti a livello tecnico professionale per soddisfare le esigenze del mercato via via più crescenti in questo settore così specifico che sta aumentando esponenzialmente. Quindi insomma anche questi nuovi aspetti, no? Pensiamo alla transizione ecologica della quale si parla moltissimo in quest'ultimo periodo, possono in qualche maniera essere sfruttati proprio per creare nuove figure professionali, nuove competenze in questi ragazzi così giovani che quindi magari sono, immagino, anche forse più ricettivi verso nuove tecnologie di quanto magari non lo possono essere persone più in là con gli anni, no? Certamente, perché proprio nella logica della transizione ecologica noi ad esempio tra i vari settori abbiamo anche tutto il tema della termoidraulica e quindi abbiamo orientato i nostri ragazzi per iniziare a saper lavorare ad esempio sull'uso dei pannelli fotovoltaici, delle energie alternative, su rendere e poter lavorare su strutture abitative che siano diciamo ad impatto zero, quindi le cosiddette case a classi energetiche A4, quindi proprio noi siamo estremamente ricettivi con quelle che sono le esigenze lavorative quotidiane, in modo tale da far sì che la scuola sia veramente pronta a rispondere alle esigenze del mondo imprenditoriale. Senz'altro, e venire incontro anche a quelle che sono poi, immagino, le legittime aspettative di questi ragazzi che affrontano un percorso scolastico magari diverso rispetto a quello di altri coetanei che vanno nei licei, ma che comunque sicuramente ha un'importanza fondamentale poi, no? Anche in quello che è il tessuto economico e imprenditoriale dei nostri territori. Sì, esatto, perché di fatto pensi che la nostra difficoltà più grande è quella di riuscire a, proprio come dicevo prima, soddisfare le necessità delle aziende. Paradossalmente gli allievi che noi facciamo uscire dalla nostra scuola non sono sufficienti perché appunto le esigenze, la richiesta è talmente alta che non siamo in grado di soddisfare il tessuto produttivo locale e questi ragazzi poi stanno via via diventando consapevoli che la realtà scolastica che hanno affrontato, che hanno percorso in questi 3 anni in cui passano diciamo dal mondo dell'adolescenza al mondo adulto in maniera molto repentina, è una realtà scolastica che ha dato loro delle grosse opportunità, dei grossi mezzi nelle loro mani, diciamo, per poter essere anche imprenditori di se stessi, oltre che dei bravi dipendenti. Quindi si creano veramente enormi chance per questi allievi.
Certo, senz'altro, una prospettiva di vita anche futura, no, per questi ragazzi. Io la ringrazio, direttore, per essere stato con noi. So che siamo un po' di corsa oggi perché c'è stato questo punto stampa del governatore Zaia che non era programmato, quindi stiamo un po' correndo. So che lei deve scappare per altri impegni. La ringrazio quindi davvero per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Un saluto, grazie. Torno dal sindaco di Castelfranco, presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon. Sì, effettivamente, no, è importante questo lavoro che bisogna fare anche a livello proprio di famiglie, perché un po' da tutto il tessuto imprenditoriale del nostro territorio ci arrivano questi input di difficoltà, no, di reperire manodopera qualificata, di difficoltà anche spesso a incontrare ed incrociare, no, quella che è la formazione scolastica dei giovani e quelle che sono le offerte del mondo del lavoro, quindi sicuramente è importante un lavoro in questo senso. Ma volevo con lei ora riallacciarmi ad un altro tema che è stato affrontato anche poco fa dal presidente della Regione Veneto nel punto stampa sul Covid, che è quello relativo appunto alle manifestazioni che si stanno verificando, che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, dei no Green Pass, dei Novax, correlate anche a questo incremento dei contagi che comunque di fatto purtroppo c'è anche nei nostri territori, e a questa indicazione insomma da parte di diversi primi cittadini, di diversi sindaci, di dirottare se non altro le manifestazioni in dei luoghi diversi da quelli dei centri storici, delle città, anche per consentire ai commercianti comunque di continuare a lavorare e di riprendersi dopo un periodo particolarmente difficile. Ecco, per quanto riguarda lei, come la vede? Cosa ne pensa, Sindaco? Condivido, partendo anche dalla riflessione che manifestare è legittimo, è un diritto sancito in Italia, è altrettanto vero che non deve andare a ledere i diritti di altri, e quindi andare a creare pregiudizio a una ripartenza rispetto a un periodo lungo e duro per le attività commerciali, le attività insomma che gravitano attorno a un pubblico, attorno a un luogo storico, non devono essere insomma penalizzate da coloro che manifestano. Manifestazioni quindi conseguentemente debbono essere autorizzate, e cercare di dirottarle in location che consenta ai manifestanti di poter legittimamente appunto manifestare, ma di non incidere negativamente sul tessuto economico delle città che amministriamo. Io la condivido, insomma, l'idea, e credo sia condivisibile anche un po' da tutti, ecco. Ecco, quindi diciamo lei per esempio come sindaco di Castelfranco ha intenzione di prendere qualche provvedimento in questo senso, anche in vista delle prossime festività natalizie. Insomma, sappiamo che da adesso in avanti insomma, i centri delle città cercheranno di lavorare molto proprio su questo, no? Per cercare di far ritornare a girare la macchina dei consumi e quindi risollevarsi dopo questo periodo appunto che dicevamo è stato soprattutto per il mondo del commercio, delle città e dei centri storici particolarmente difficile. Sì, senza ombra di dubbio, dovessero pervenire richieste di autorizzazioni di manifestazioni a Castelfranco Veneto, insomma non le autorizzeremo di sicuro in Piazza Giorgione, anche perché appunto in prossimità delle vacanze natalizie a Castelfranco partirà il consueto mercatino natalizio che tanto ravviva la città e insomma porta in città turismo, portano persone che vogliono vivere il momento magico del Natale, e quindi cercheremo di far sì che non crei pregiudizio all'attività che è programmata, rispetto alla quale c'è molta aspettativa, perché insomma sono quei periodi dove se coltivati bene, chiamiamolo così, diciamo così, riescono a raddrizzare magari un'annata che non è stata proprio delle migliori. Quindi sì, non autorizzerò sicuramente manifestazioni in Piazza Giorgione o in località che possano recare pregiudizio a una chiusura di anno che aspetta le vacanze natalizie per trovare una quadratura.
Ecco, la preoccupa, Sindaco, un po' questo incremento dei contagi, insomma nel nostro territorio è ancora fortunatamente sotto controllo la situazione pandemica, soprattutto per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, però abbiamo sentito proprio pochi minuti fa che in una settimana i ricoveri in terapia intensiva sono saliti del 50%, quindi ha detto Zaia non escludo che se andiamo avanti così ci possa essere anche un cambio di colore della nostra regione prossimamente se non stiamo attenti, quindi dobbiamo cercare di fare il possibile perché ciò non avvenga. Certo che siamo preoccupati perché c'è questo trend in aumento rispetto ai contagi ed è normale che porti preoccupazione chi amministra il bene pubblico, no? Abbiamo patito tanto, l'essere senza grandi limitazioni in questo momento è frutto di una campagna vaccinale che sta dando i propri risultati, è frutto di comportamenti rispettosi delle regole e quindi insomma che consentono il contenimento. Oggi c'è questa ripresa, seppur non con picchi insomma repentini, però i numeri stanno salendo di nuovo e basta guardare ciò che sta succedendo in altri paesi d'Europa piuttosto che del mondo per capire che noi non siamo indenni da questo potenziale pericolo. Dobbiamo mettere in cantiere tutto ciò che è ormai nelle nostre conoscenze, no, per il contenimento del contagio, per far sì che si continui a vivere in questa situazione che diciamo essere rientrata quasi in una sorta di normalità. Ricordiamo tutti quando le scuole erano chiuse, quando non c'era la possibilità di muoversi, insomma quelle limitazioni che abbiamo patito dovrebbero aver lasciato un insegnamento in tutti noi e quindi c'è della preoccupazione ancorché i numeri della campagna vaccinale oggi dicono che la copertura è prossima al 90% e che sebbene il vaccinato non sia indenne dal potersi contagiare, è altrettanto riscontrato vero che se un vaccinato viene contagiato potenzialmente non patisce insomma, la gravità di uno che non lo è. Certo, senz'altro, e qui rinnoviamo ancora l'appello che abbiamo sentito poco fa, no, per le terze dosi, per gli over 60 e per tutti coloro che abbiano appunto delle patologie particolari per le quali insomma è fortemente raccomandato effettuare questo richiamo insomma in maniera tale da evitare che diciamo il calare della copertura anticorpale offerta dal vaccino possa in qualche modo esporre a degli ulteriori rischi. Io la ringrazio per essere stato con noi, grazie mille Sindaco, buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei. Grazie, un saluto, grazie mille. Noi ora ci fermiamo ancora per qualche istante di pubblicità. A tra poco, restate con noi. Ed eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Ringrazio per essere qui con noi il dottor Alessandro Gava, presidente della LILT di Treviso. Buongiorno dottore, grazie per essere con noi. Parleremo di prevenzione e lotta ai tumori, che sono la mission da sempre, no, della LILT. Dottor Gava, si è concluso da poco l'Ottobre Rosa, il mese che sappiamo tradizionalmente la LILT dedica alla prevenzione del tumore al seno per la donna, e c'è diciamo un'ultima iniziativa a chiusura di questo mese che si protrarrà poi anche per le prossime settimane, dedicata proprio alla raccolta fondi a favore appunto di queste iniziative. Vuole raccontarci di cosa si tratta, dottore? Sì, Ottobre in Rosa quest'anno è stato un mese molto partecipato, uscivamo dal lockdown, ci sono state tutte le nostre delegazioni che si sono impegnate a promuovere momenti di confronto con la popolazione. Siamo partiti dal 1° ottobre a Treviso, poi siamo andati a Oderzo, a Castelfranco abbiamo realizzato addirittura 2 iniziative, a Vittorio Veneto, a Conegliano, anche a Montebelluna siamo stati presenti, in molti altri comuni del territorio. Abbiamo notato una grande voglia della popolazione, abbiamo avuto le sale piene, quindi c'era una grossa voglia di partecipare, di ripartire anche da parte della popolazione. Sì, dopo un periodo insomma così difficile nel quale purtroppo si è stati costretti a limitare, se non a cancellare tutti gli eventi in presenza, no? Purtroppo ora... Io penso che sia stata proprio questa la causa che ha indotto questa larga partecipazione maggiore degli anni precedenti il lockdown.
e abbiamo fatto oltre 600 visite nel mese di ottobre, abbiamo un appendice di visite che si protrarrà per dare risposta a quelli che si erano prenotati anche per tutto il mese di novembre, io temo anche nel mese di dicembre. Quindi il mese diventa quasi un trimestre, insomma, alla fine. Direi di sì. E partiremo con questa iniziativa, questa mostra, in cui abbiamo avuto un'associazione che si chiama Donna Arte, in cui delle artiste utilizzano la loro passione, l'arte, per promuovere anche la raccolta di fondi per le associazioni oncologiche del territorio. Quest'anno è stata scelta la LILT e allestiremo una mostra che verrà inaugurata sabato alle 17, sarà visitabile quindi già da domenica. Ecco, stiamo vedendo le immagini perché siamo venuti insomma in anteprima a fare le riprese di questa mostra che appunto inaugurerà sabato nella nuova sede della LILT, lo ricordiamo, in via Venzone a Treviso. Ecco, quindi vediamo dei quadri, delle opere pittoriche realizzate da delle artiste donne, sì. No? Sono tutte artiste donne che hanno realizzato queste opere e una parte significativa del ricavato dalla vendita di queste opere sarà devoluto alla LILT, ed è stata realizzato anche un'iniziativa particolare, un anello che viene definito Mujer, donna, e si compone di 3 pezzi, in pratica l'anello con la scritta Mujer, un anello a forma di uovo per simboleggiare la donna, la fecondità, e uno con il nastro rosa per omaggio alla LILT, e quindi avremo anche la possibilità di offrire questo anello. Non è un anello di valore venale, però di grande valore simbolico, per cui verrà venduto offerto dietro una piccola offerta a chi visiterà la mostra e riterrà magari di fare anche un piccolo cadeau per Natale. Sì, quindi è anche un'occasione, come dire, per contribuire, no? Per chi lo volesse fare, a tutte quelle che sono le attività della LILT a favore appunto della prevenzione dei tumori femminili, ma anche della cura e di tutte le numerose attività che voi adesso poi con questa nuova sede recentemente inaugurata portate avanti a favore delle donne, ma naturalmente anche degli uomini, anche di tutte le persone che si trovano purtroppo a dover fronteggiare un tumore. Sì, senz'altro. Questa mostra volevo ricordare che sarà aperta tutti i giorni nell'orario di apertura della sede, ma anche di sabato e domenica nel pomeriggio, e quindi sarà visitabile da domenica 7 fino novembre fino al 18 di dicembre, e quindi invitiamo davvero tutte le donne e le persone, i compagni che vogliono venire a visitare la mostra e a conoscere anche dove ci siamo spostati e vedere i locali della LILT. Dicevi giustamente che le iniziative nel campo della prevenzione sono culminate nel mese di ottobre con la donna, con le iniziative a favore contro il tumore al seno, ma adesso inizieremo anche delle attività per l'uomo, quindi per i tumori, per la sensibilizzazione sui tumori maschili, per cui già domenica a Castelfranco ci sarà una marcia per visitare alcuni luoghi simbolo della città di Castelfranco con un fiocchetto azzurro, proprio per sensibilizzare anche gli uomini che dopo aver raggiunto la maturità tra i 50 e i 60 anni è opportuno che comincino una serie di controlli, anche perché sappiamo bene che il tumore della prostata è il tumore che ha la maggiore incidenza nel sesso maschile, e quindi è opportuno che anche gli uomini raccolgano questa sfida che è stata lanciata dalla donna verso il tumore al seno. Sarebbe opportuno che anche l'uomo la raccogliesse e cominciasse a praticare la prevenzione anche verso i tumori che sono più tipici del sesso maschile. Ecco, perché non dobbiamo dimenticarlo, no? In questi ultimi anni le donne, diciamo, forse sono state più brave, possiamo anche dirlo, no? Nel affrontare questo tipo di tematiche, nella prevenzione, nel andare appunto a farsi le visite, i controlli, gli screening previsti. Per gli uomini invece c'è ancora una certa diffidenza, una certa reticenza anche, possiamo dire, no? E quindi magari molto spesso, finché non ci si trova proprio di fronte ad una sintomatologia che magari fa accendere qualche campanello d'allarme, l'uomo non va a farsi la visita, anche perché per gli uomini non esiste, mi sembra, no? Mi corregga se sbaglio, dottore, uno screening vero e proprio come c'è invece per le donne con le mammografie periodiche.
Certo, poi io dico sempre la donna ha una sensibilità maggiore verso i problemi sanitari perché è sempre la regista della sanità familiare, quindi si occupa dei problemi dei figli, dei problemi dei genitori e spesso anche dei problemi del marito, e quindi gli uomini hanno sempre delegato alle donne, alle madri prima, alle compagne e alle mogli dopo, il compito di preoccuparsi delle problematiche sanitarie in famiglia. Però siccome il modello di prevenzione che ha sposato la donna, soprattutto nel tumore al seno, quindi fare una diagnosi precoce per ridurre le mutilazioni e aumentare le chance di guarigione, questo modello è valido anche per l'uomo. È vero, dicevi che mentre per la donna c'è il pap test, c'è la mammografia periodica, per l'uomo non ci sono dei test di screening efficaci, ma sappiamo che una visita medica e il dosaggio del PSA per la prostata possono essere indicativi di qualcosa che si sta modificando e che quindi necessita di essere preso in carico dal servizio sanitario. E quindi insomma volersi un po' più di bene anche in questo, no? Da parte degli uomini è molto importante, non trascurarsi, parlarne con il proprio medico di famiglia per programmare quelle visite e quegli accertamenti che se effettuati con tempestività, anche nel caso appunto dei tumori maschili, possono sicuramente fare la differenza, no? Ed è questo il motivo per cui adesso anche a novembre anche la LILT a livello nazionale lancia questa campagna che si definisce Percorso Azzurro e che deve essere poi declinata a livello territoriale con tante iniziative di sensibilizzazione in cui speriamo, sono sicuro che non avremo gli stessi tassi di adesione che abbiamo per le donne, però se iniziamo questa attività sono convinto che progressivamente riusciremo a far passare questi messaggi anche nell'uomo. Anche le donne ci hanno messo un po' di tempo, no? Certo. Ad arrivare ad una sensibilità così alta, così elevata, no? Che c'è ora sulla problematica del tumore al seno, magari con il tempo e con un po' di pubblicità, no? Possiamo dire di tutte queste iniziative anche gli uomini, seppur reticenti, no? Dicevamo, comincino ad approcciarsi con maggiore frequenza e con maggiore assiduità, no? Questi che sono i controlli. A questo proposito, dottore, a che età è opportuno, diciamo, per un uomo magari fare una visita? Perché si dicevano una volta c'era la visita del servizio militare che già in qualche modo, per esempio se c'erano delle problematiche andrologiche, insomma in qualche maniera poteva, come dire, far poi seguire la strada che era da seguire, mentre ora molto spesso magari uno arriva a 50 anni senza avere mai fatto nemmeno una visita, no? Certo, allora per i giovani c'è una discreta incidenza di tumori del testicolo e quindi è opportuno che anche i ragazzi imparino l'autopalpazione, a sentire se a livello dello scroto nel testicolo ci possono essere degli indurimenti, delle aree che possono essere quindi sospette. Già in giovane età insomma è importante per il tumore del cominciare. testicolo senz'altro. Per la prostata noi consigliamo una visita medica intorno ai 50 anni, può essere anche 55, ma intorno a questa fascia d'età, perché è proprio in questa decade che comincia a aumentare l'incidenza di questi tumori, e quindi monitorare la prostata, il suo volume, le sue caratteristiche e fare il dosaggio del PSA secondo quelle che sono le indicazioni poi del medico di famiglia. Può essere non diciamo uno screen, ma una buona pratica sanitaria che noi consigliamo a tutti gli uomini. Ecco, tornando alle donne e all'Ottobre Rosa, dottor Gava, avete fatto, ci diceva, no, in apertura tante visite, addirittura molte più di quelle che vi aspettavate, e ancora ne avete altre in coda, no, da fare, molto probabilmente, come si diceva, proprio perché il difficile periodo del lockdown e della pandemia ha rallentato per forza di cose, insomma, le visite di controllo. Siete già in grado di avere qualche dato sulla situazione, cioè se questa pandemia che abbiamo vissuto in qualche maniera ha portato a non diagnosticare tempestivamente delle neoplasie che magari avrebbero potuto essere intercettate prima? Io ho chiesto anche ai colleghi della Breast Unit se hanno già qualche dato, però per ora è troppo prematuro, perché per vedere se poi eventuali ritardi che si sono manifestati nella diagnosi o nell'accesso alla chirurgia hanno comportato dei problemi in termini di quote di sopravvivenza, necessita di 2 o 3 anni almeno di osservazione, e quindi probabilmente se danni ci sono stati da questi ritardi legati al fatto che nello scorso anno eravamo preoccupati, anche per metà di questo eravamo preoccupati solo del Covid, lo potremo vedere probabilmente tra il 2024 e il 2025.
Quindi ancora presto, insomma, per vedere quelli che sono gli effetti. Dottor Gava, sappiamo, insomma, che lei da pochissimi giorni è andato in pensione, è stato primario della radioterapia dell'ospedale Cafoncello di Treviso per tanti anni, no? In questi anni, insomma, lei, possiamo dire, ha dedicato veramente tutta la sua vita professionale alla cura dei tumori. Come è cambiato in questi anni, come sono cambiate le cure e come è cambiato anche l'approccio proprio dei medici nei confronti di questa malattia? Ma io direi che sono stati 40 anni in cui la medicina oncologica ha fatto i passi veramente giganteschi, perché sia nel campo delle nostre attrezzature, io ho iniziato a lavorare con 2 bombe al cobalto, venivano definite, e quindi 2 attrezzature a base di cobalto. Adesso abbiamo degli acceleratori estremamente performanti, guidati poi da una TAC incorporata che ci permette di erogare con estrema precisione le dosi di radiazioni. Dalla chemioterapia, che era l'unico strumento che faceva comunque perdere i capelli, vomitare e tutta la tossicità che conosciamo legato a questo termine, adesso abbiamo farmaci invece molto più mirati, la target therapy, farmaci a bersaglio molecolare, che consentono di colpire con estrema selettività solo le cellule che sono in corso in una trasformazione neoplastica. La diagnostica è passata dalla radiologia tradizionale alla TAC, alla risonanza, alla PET-TC, quindi strumenti che consentono di fotografare esattamente la diffusione della malattia all'interno del corpo umano. Quindi abbiamo sia possibilità diagnostiche e possibilità di cura che sono evolute drasticamente in questi 40 anni. Quindi anche l'evoluzione tecnologica che c'è stata nel mio reparto e che continuerà anche nel prossimo anno, perché acquisiremo ancora nuove attrezzature per passare nella cittadella con il massimo della tecnologia, consentiranno di curare con maggiore precisione, con maggiore efficacia e anche con minor tossicità i nostri pazienti. Ecco, quindi delle cure, diciamo, sempre più all'avanguardia anche dal punto di vista tecnologico. E relativamente invece all'incidenza di queste patologie, dottore, in questi 40 anni che cosa è cambiato? Perché quello che abbiamo noi da semplici, diciamo, cittadini, l'impressione è che siano molto aumentati i casi e soprattutto si sia abbassata anche l'età delle persone che si ammalano di tumore. Per fortuna l'età, il tumore colpisce soprattutto le fasce più avanzate della popolazione, per avanzate intendo dai 60 agli 80 anni in misura predominante, però l'incidenza in effetti è aumentata di quasi il 2% ogni anno, quindi noi abbiamo avuto una incidenza soprattutto di alcuni tumori e quindi ci troviamo a fronteggiare ogni anno adesso 375-380 mila casi di tumori in Italia, di cui 31.000 nella nostra regione e 5.500 nella nostra provincia, quindi è davvero una mole di persone davvero imponente che dobbiamo sottoporre a cura ogni anno e che ogni anno ricevono una pandemia dei tumori, possiamo dirla così, perché di fatto con questi numeri che sono decisamente, anche la mortalità pur essendo drasticamente cambiata, perché quando ho cominciato a lavorare 40 anni fa 35-40% delle persone guarivano, il 60% decedeva, adesso le proporzioni si sono invertite, per cui abbiamo che il 60% complessivamente, perché ricordiamoci che i tumori è una famiglia di patologie che vanno dai tumori della tiroide, in cui guariscono il 92% delle persone, ai tumori invece del pancreas o dell'encefalo, in cui guariscono meno del 10%. Quindi è davvero una gamma di malattie a prognosi anche molto differente, però complessivamente abbiamo guadagnato circa un 30% di sopravvivenza. E questo sicuramente è un dato molto, molto confortante. In questo senso diventa fondamentale la diagnosi precoce, perché la prevenzione, lo sappiamo, è una cosa con lo stile di vita e con tutti magari quegli aspetti che ci vorrà dire, ma la diagnosi precoce poi è fondamentale per determinare la sopravvivenza del malato. Rivelare presto una neoplasia comporta in genere una mutilazione inferiore, pensiamo solo al seno, che permette di fare un intervento di tumorectomia o quadrantectomia,
mentre un tempo era sempre la mastectomia l'intervento che veniva offerto, ma anche nel polmone. Adesso si può risparmiare gran parte del polmone facendo degli interventi più conservativi quando il tumore viene diagnosticato precocemente. Inoltre le chance di guarigione quando diagnostichiamo un tumore nel primo stadio sono nettamente migliori di quando lo troviamo in stadio più avanzato, perché il tumore crescendo ha più possibilità di raggiungere i vasi e quindi mandare cellule nel torrente circolatorio e di dare le metastasi, che sono quasi sempre la vera causa per cui perdiamo i nostri pazienti, mentre se riusciamo a mantenere la malattia a livello, noi diciamo, loco-regionale, è difficile che questa patologia porti a morte poi il paziente. Ecco, per quanto riguarda invece, dottore, un'ultima domanda, perché abbiamo veramente un minuto prima di chiudere, l'approccio a livello proprio personale del paziente è molto cambiato, no? Rispetto al passato, rispetto a una volta, quindi il considerare la persona malata come persona prima che come paziente. In questo credo che lei sia stato sempre particolarmente sensibile, date le tantissime manifestazioni di stima, di ringraziamento che le sono arrivate proprio in occasione della sua pensione, no? Sì, queste manifestazioni mi hanno commosso perché non pensavo proprio che ci fosse una serie così ampia di attestazioni che sono arrivate dal Presidente della Regione fino a gran parte dei miei colleghi, dei miei pazienti, ed è stato veramente emozionante ricevere tante attestazioni di stima e vicinanza. E senz'altro il nostro approccio col paziente è cambiato dal momento che dobbiamo fare un consenso informato, ma fare un consenso informato vuol dire comunicare una diagnosi, e comunicare una diagnosi per portare a un percorso di cura significa capire chi abbiamo davanti, cercare di intuire qual è la capacità del paziente di ricevere una diagnosi, di riceverla fino in fondo, o se dobbiamo limitarci a dargli porzioni di programma una dietro l'altra in modo che possa accettarle, ripetergliele con parole che siano comprensibili. Tutto questo ha affinato in ognuno di noi delle competenze anche relazionali che probabilmente 40 anni fa non erano spesso richieste, perché spesso i familiari ci dicevano di non comunicare la diagnosi, non c'era necessità di far firmare un consenso e le domande erano davvero poche, il paziente spesso si rifugiava nel meglio non sapere, e le cose sono drasticamente modificate adesso, in cui i pazienti giustamente vogliono capire cosa gli aspetta, qual è il percorso migliore, sentire se è il caso anche un secondo parere, essere convinti di ricevere le cure più opportune e di affidarsi a una persona che possa essere per loro di riferimento e guidarli in questo percorso che è lungo e faticoso. Certo, sicuramente, ed è molto importante quindi anche da parte vostra come questa comunicazione avviene. Credo che lei abbia saputo farlo davvero in maniera eccelsa, viste appunto tutte queste manifestazioni di stima che le sono arrivate. Io la ringrazio, dottore, per essere stato con noi quest'oggi. Rinnovo l'appuntamento appunto per tutti coloro che volessero visitare la mostra alla sede della LILT da sabato, quindi fino sabato sì, da sabato, da domenica diciamo, da domenica l'apertura al pubblico e fino al 18 di dicembre alla sede della LILT di via Venzone a Treviso. Grazie al dottor Gava per essere stato con noi, grazie naturalmente a tutti voi telespettatori per averci seguito. Un buon pomeriggio.